Questa mattina Mirella parte con delle condoglianze dovute, perché Eugenia Sponchiado, che vedete in foto e che oggi, questa mattina alle 10 nella chiesa di Carbonera ci sarà il funerale, io la devo salutare perché Eugenia era una mia grandissima amica. Ho visto crescere i suoi ragazzi e soprattutto questa donna sempre sorridente, sempre sorridente. Io non ho ricordi di aver visto Eugenia arrabbiata, non ho ricordi. Eppure aveva anche un marito tosto, eppure lei era sempre sorridente, una lavoratrice instancabile. E lei non diceva mai di star male, mai. Lei in silenzio ha sofferto. Eugenia è stata intubata per tantissimi giorni con il Covid, eravamo veramente preoccupatissimi, ce l'ha fatta e in quel momento si sono accorti invece che aveva anche un altro grandissimo male. Perciò Eugenia, ciao, un abbraccio a tutti i figli e veramente prega per Mirella e per tutti noi. Però voglio salutare anche Gabriella Trabacchin in Zoggia. I funerali ci saranno domani nella chiesa di Santa Cristina di Quinto alle 15:30. Un'altra guerriera, un'altra lottatrice, non diceva niente nonostante chissà quanto male avesse, perché noi donne siamo così, soffriamo in silenzio senza far vedere, ci caliamo questa maschera nonostante i dolori. Perciò volevo salutare anche questa guerriera, Gabriella, e veramente stringermi alla famiglia, ai figli, al marito. Veramente una cosa straziante per queste famiglie, perché erano due veramente donne incredibili. Detto questo voglio però anche fare dei saluti, voglio salutare Angelina e Daniela, due donne che mi guardano sempre, tutte le mattine. La nipote mi ha detto: tu non sai quanto ti ammirano. Ma ammirano la grande famiglia che abbiamo creato, questa grande famiglia di Sveglia Veneti, perché partecipiamo tutti assieme, ci ascoltiamo, critichiamo, ci arrabbiamo, sorridiamo, ci divertiamo, perché siamo una grande famiglia. Perciò saluto tantissimo anche Angelina e Daniela. Detto questo, però, io presento altre due donne questa mattina. Una donna a me carissima, che è Barbara Rizzotto, eccola qua. Voi la conoscete, Barbara. Barbara ha perso la figlia, ha perso la nipote in un incidente stradale gravissimo, non causato da loro, ma causato da una persona che io non saprei neanche descrivere, sopra le righe in tutti i sensi, che è anche fuggita. Sì. E che però poi sentiremo cosa ne pensa di questa giustizia, che per qualcuno è arrivata, non penso per Barbara, per Alan, penso proprio di no, che non arriverà mai. Cosa ne pensa Barbara? Però volevo salutare anche Paola Baiguera, vicepresidente ADMO Veneto, Associazione Donazione Midollo Osseo. Grazie anche a lei, veramente Paola, di essere qui con noi. Ecco, un'altra forza della natura, queste donazioni che sono fondamentali, perché capite che lo fanno per gli altri, non per se stessi, cioè per tutta la comunità, perché la donazione è una cosa alla quale veramente dovrebbe partecipare tutta la comunità. Però culturalmente abbiamo fatto dei passi in avanti, è vero, però dovremmo farne molti di più, a mio avviso. Paola, sentiamo poi cosa ne penserà. Ne pensa anche Paola e che numeri ci darà Paola. Però partirei proprio con Barbara. Barbara fa parte anche delle associazioni, abbracciano le associazioni. Io mi ricordo a Natale a Villa Margherita, quando queste mamme, compresa Barbara, ecco, riempivano queste stanze con le foto dei loro figli che non ci sono più. Quanto strazio, quanto dolore, però bisognava far vedere, far capire che bisogna intervenire, fare qualcosa, perché nascondersi, non parlare non porta a niente. Ma nonostante questo la giustizia ha dei punti di domanda. Allora, cosa è successo ultimamente, Barbara, e cosa vuoi dire? Allora, niente, ultimamente è successo che praticamente quella persona, chiamiamola così, che ha ammazzato in autostrada quella sera mia nipote e mia figlia, che poi è scappato, che non ha chiamato nemmeno i soccorsi, è stato condannato a 7 anni di carcere, 2 anni li ha fatti domiciliari
e poi ha fatto 1 anno in carcere, che è stato praticamente l'anno scorso, a gennaio, era entrato in carcere. Quest'anno a febbraio hanno deciso di liberarlo, di metterlo ai servizi socialmente utili. Lui aveva fatto anche la richiesta, insieme con un'associazione di Milano, Vittime per la strada, di poter andare nelle scuole a fare il nonno vigile, a far attraversare i pedoni nelle strisce pedonali. Io dico, quando tu quella sera che hai fatto quell'immenso disastro non ti sei neanche fermato a chiamare i soccorsi e sei scappato come niente fosse. Come fa una persona a chiedere una cosa del genere? E noi che siamo a casa, che sentiamo queste cose, quel giorno che siamo venuti a sapere questa notizia, perché si sapeva che prima o dopo lui usciva, perché la giustizia italiana purtroppo è questa, a noi ce le hanno ammazzate un'altra volta. Per la seconda volta. Noi siamo ritornati indietro di 3 anni, con tutto il lavoro che stiamo facendo comunque per andare avanti, abbiamo preso una pugnalata nel cuore di nuovo dalla giustizia italiana questa volta, perché io dico, chi fa le leggi, chi le approva, dovrebbe provare questo dolore per capire come fare le leggi. E lo ribadirò sempre questa cosa qui. Uno altrimenti non può capire il dolore che c'è di fronte a certi tipi di dolore. Barbara, se giustizia si può chiamare, perché io sono convinta che il tuo dolore e il dolore dei familiari che perdono i figli non passerà mai. Io racconto sempre quando in Piazza dei Signori abbiamo fatto questo sit-in con tutti i familiari dei ragazzi, delle vittime della strada. Un papà mi ha detto, sai Mirella, io preparo tutti i giorni, apparecchio tutti i giorni la tavola e c'è sempre il posto di mio figlio preparato e spero sempre, guardo la porta, che la porta si apra e che entri mio figlio. Perciò voi capite cos'è questa speranza di avere giustizia. Ma cos'è la giustizia, Barbara? Per te cosa sarebbe stata la giustizia, Barbara? Allora, io ho sempre detto che anche se a lui avessero dato l'ergastolo, a noi non sarebbe cambiata la situazione, perché comunque Jessica e Sara non tornerebbero più a casa. Io parlo del mio caso, ma ci sono casi che non hanno avuto neanche un giorno di arresti domiciliari chi ha ammazzato il proprio figlio. Perciò io parlo in generale e dico che non sarebbe cambiato niente neanche con un ergastolo, però vuoi far pagare ad una persona che ha commesso tanto, almeno fagli fare gli anni che gli hanno dato, almeno quelli. Perché lo devono premiare? Perché si è comportato bene e perché aveva già le libere uscite, il sabato e la domenica andava a casa a trovare la sua famiglia. Perché dobbiamo dargli dei sconti di pena a questa persona che si è comportata male, non ha rispettato le regole della strada, non ha rispettato quello che è il codice? Perché dobbiamo dargli dei premi? Perché? Io questo vorrei sapere, che una persona mi rispondesse, una persona di quelle che fa le leggi, di quelle che le approva, che mi desse una risposta a questo. Perché bisogna premiare queste persone? Perché non bisogna che paghino per quello che hanno fatto, come stiamo pagando noi, che pagheremo per tutta la vita quello che ci hanno fatto? Perché lui non deve pagare? Io vorrei sapere solo la risposta. Cos'è che ti manca di più di tua figlia, Barbara? Tutto, Mirella. Avrei voglia di ascoltare perfino la sua voce. Mi manca la sua voce. E non ho il coraggio di ascoltare un audio. Ecco, io vorrei veramente che questa trasmissione questa mattina qualche giudice la guardasse, ma più che il giudice che applicano le leggi, come dice Barbara, il Senato, il governo, perché è là che vengono fatte le leggi. Perché? Perché? Ecco, io vorrei che queste persone, questi politici, vedessero Barbara, quella che ha detto Barbara, e si mettessero vicino, come fa Mirella, accanto a Barbara, e dice: ma io ho fatto questo perché? Io vorrei sapere perché esistono queste leggi che sono a favore sempre delle persone che fanno dei danni. Arriva il ladro in casa, non ti puoi difendere perché
e poi ci vai di mezzo tu. Questo ammazza le persone, gli danno sconti di pena, è bravo, lo mandano fuori. Perché? E se io vado a rubare un pezzo di pane che magari non arrivo a comprarlo, mi mettono dentro in galera. Perché? Hai mai ricevuto una telefonata dalla famiglia, da questo... Ma no, assolutamente. No. Quel giorno al processo aveva detto tramite gli avvocati, dopo era il secondo processo che facevamo, che tramite gli avvocati che voleva chiedere le scuse alla famiglia. Lui era qui, noi eravamo dietro, poteva girarsi e domandare scusa. Ma in quel momento dovevi chiedere subito le scuse. Sono cose brutte, tanto brutte. Allora, un'altra domanda, lo so che Mirella scava nel profondo, ma è per far capire che bisogna anche parlare di queste cose, se no non ne veniamo fuori. Tu hai fatto la donazione degli organi? Mia figlia era donatrice di organi, però non abbiamo potuto donarli perché l'hanno tenute troppo per fare accertamenti sulla perizia e cose via dicendo, e lei non ha potuto donare neanche un organo. Però lei era donatrice? Lei era donatrice di organi, sì. Sentiamo cosa ne pensa Paola Baiguera, questa vicepresidente che sta cercando di portare avanti questa donazione importante, di quello che ha detto anche Barbara. Mia figlia era una donatrice, ecco, sapeva benissimo l'importanza della donazione, purtroppo però le cose non sono andate neppure in questo senso come avrebbe voluto mia figlia. Prego Paola. Intanto un grandissimo abbraccio a Barbara. Grazie. Non ti conosco, ma insomma è difficile riuscire a trovare delle risposte, però credo che un abbraccio lo possiamo dare tutti insieme davvero a Barbara. L'idea di persone che si mettano a disposizione per donare una parte di sé è quello che un pochettino scalda il cuore. L'idea che qualcuno stia così bene da non pensare più a se stesso, ma mettersi a disposizione per persone che stanno male, è quello che andiamo a cercare di invogliare soprattutto nei giovani. I giovani che oggi sono subissati di tanti messaggi, di tante informazioni spesso caotiche, spesso confusionarie, vorremmo davvero che pensassero al dono, al mettersi a disposizione degli altri in un senso di totale gratuità, perché poi questo è quello che accomuna tutte le associazioni del dono, e proprio il guardarsi e stringersi nella stessa comunità, perché quello che potrebbe servire alle persone che oggi hanno bisogno di un dono, domani potrebbe capitare a me. Quindi l'argomento è sia degli organi, sia la donazione di sangue, che tutti sappiamo essere fondamentale. Noi di ADMO in particolare invece parliamo di donazione di midollo osseo, che sono le cellule che producono il nostro sangue, e in particolare la donazione di midollo osseo diventa una vera e propria terapia salvavita in caso di non funzionamento delle terapie classiche nel grandissimo ambito delle malattie del sangue, quindi leucemie, linfomi. Ecco che noi delle associazioni del dono cerchiamo proprio di dare una speranza, dove l'argomento è pesante, dove si parla di malattia, di percorsi complicati. Quello che noi invogliamo alle persone è di informarsi, avvicinarsi al dono, trovare la propria strada con il dono per dare una vibrazione positiva, una spinta in meglio a quella che è la realtà di tutti i giorni. Allora andiamo a vedere anche questo video. ADMO e il tipo giusto, però prima di vedere il video abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Saluto mia socia intanto, a quelle due persone morte che ti hanno nominato, va bene, che una la conoscevo, e a Stonciao con suo cugino, veniva a casa sua 55 anni fa a Sant'Angelo, e sono stati 50 anni insieme, e è morto vede poco. Cosa dire? Dopo la mamma di che sia che è morta, perché la signora che era un dolore per tutta la vita, gli ha messo un carico su estate che non può tenersi tutta quanta la vita, e in più sapere che cose fuori
e se un'indecenza. Mi vorrei che nella tua trasmissione venisse un politico importante, che venisse un politico, vabbè, per esempio il ministro della giustizia Nordio, e che mi spiegasse perché uno che coppa 2 persone imbriaco o drogato, va bene, gli deve dare 3 anni, un operaio fa un sciopero, va bene, perché per via del lavoro, gli dà 5-6 anni appena. È vergognoso, ma non vada a venire a spiegarmi io al sindaco il ministro vada a venire, perché se una vergogna avere da un peso così, a me questa soddisfazione, non vendetta, ma giustizia, perché non è possibile che ti copi 2 persone, vai a queste robe, che queste ne rovina la vita, queste robe qua, anche a noi altri che siamo le pone, perché se queste robe non viviamo bene, sapere che c'è gente che può capitare a tutti queste robe qua, va bene, bisogna che venga sorrette, che venga soddisfatte, ma per logica, non per vendetta, per logica. E dopo ti dà che era proprio una famiglia, quattro trasmissioni, va bene? Perché conosco tanta gente che mi conosce anche a me, e si ascolta, è una famiglia propria, anche i fiori che ti dà quando che ti chiami la tua trasmissione, gli dà un'educazione esemplare, gli sei bravi, insomma tutto che va bene. E ora, perché come una trasmissione come la tua, che non sono profi, nessuno ti dà niente, va bene, perché e va così bene, e la gente si è contenta, e capisce le robe, e anche robe che non avremmo mai saputo, va bene, perché non siamo gente che si alza la mattina e si presa ormai, perché neanche non gli interessa. Ma voglio dirti, brava per quello che ti fa, e ti ne dà una mano anche agli altri anziani, sapendo che in giro che c'è una persona come te, che ne ascolta, con le nostre puttanaie che diremo, perché per amor di Dio abbiamo una certa età, dopo è buttato in valse. Ma con tutte queste robe che c'è, e che ti fa evidenziare, perché nessuno parla di queste robe. Comunque ti saluto tutti i tuoi ospiti, e condoglianze per chi che è morto, che è 2 signori, e a mamma perché a a sua nipote Sofia che è morta, e sta la signora e vedrà che avrà soddisfazione, perché queste robe dovrebbero succedere, se ne fosse successo a un giudice e lo avrebbe messo fuori. Ma di cosa si può dire parlare? Che c'è vergogna, queste robe qua, colpa 3 volte è a morte, più di a morte, perché ti occupa per tutta la vita questo problema nei spari. È un'angoscia che una persona umana non può sopportare. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Grazie caro Rinaldo per le parole, guarda che non è Mirella ma è una squadra che mi sta vicino, sì va bene, voi vedete la Mirella, ma se io riesco a fare quello che faccio è perché voi mettete la benzina, se io non avessi la benzina sto motore non andrebbe avanti. Poi per carità io ci metto del mio, è vero, perché lo sento, lo faccio, se si nasce così non c'è niente da fare più forte di te, però l'importante è ascoltare quello che io cerco di fare. Andiamo a vedere il video Admo. Sono un tipo difficile. Vorrei trovare il mio tipo. Sono un tipo speciale. Chissà dov'è il mio tipo. Sono ancora alla ricerca del mio tipo. Ogni anno in Italia 1800 persone sono alla ricerca di un tipo speciale. Tipo te? Per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo, solo una persona su 100.000 è il tipo giusto. E quella persona potresti essere tu. Iscriviti al registro donatori. Admo, donatori di vita. Sei tu Vladimiro da Rovigo? Sei tu? Sì, sono io. Ciao Vladimiro caro. Se non me lo chiedi no però. Ciao. Posso parlare? Prego. Sì, no, ecco, telefono per stare vicino al tuo ospite che sta in studio, che ha detto in maniera, con parole semplicissime, quel che ho pensato anche lì, ma questa è la realtà, no? Cioè, quando che quel signore ha chiesto di fare il nonno vigile, ha detto, parlo in dialetto che così è proprio più liscio, no? Ma chi voto che te creda?
te vuoi fare questo unicamente per non stare dentro. Ecco, te nella tua trasmissione te ospiti, te ospitai in passato e te anche in futuro, molte persone, personaggi che nel loro lavoro è compreso in questo argomento, te ha invitato almeno un magistrato di sorveglianza che decide su questo, ma anche altre persone che parla, ragiona, dà contributi sul discorso della rieducazione delle persone che va in carcere, del recupero, del perdono, eccetera, eccetera. No? Ecco, come dire, una prima domanda è semplicissima. Se una persona crede, e mi credo in quello che ha detto il tuo ospite, ma chi volta che te creda che ti vuoi veramente, che ti sia veramente pentio, ti fa solamente per non andare in carcere, no? Ecco, quando che parla con gli altri tuoi ospiti, mica guardo, cioè in che maniera posso guardare queste persone qua sapendo che quello che dice non è vero o è difficilissimo che vada ad accostarsi alla realtà delle cose. Purtroppo mi vedo che molto spesso i tuoi ospiti di questo argomento o sono delle persone che sono completamente staccate da noi altre persone del popolo qualsiasi. Loro quando chi ragiona del perdono, del recupero, della rieducazione delle persone che va in carcere per 1000 motivi, non ragiona in maniera materiale e pratica, ma ragiona in maniera intellettuale, teorica, seguendo i loro percorsi, chissà dove che va a finire, che non ha nulla a che fare appunto con la realtà, che viene giustificata solo dalle loro teorie, che come dire va a sostenere se stesse. Oppure quando che ti ospiti per esempio un magistrato di sorveglianza che non mette in discussione la sua onestà come persona, ma se percepisce che lei è un discorso che fa perché il loro lavoro prevede che dica questo, ma loro stessi spesso si lascia scappare che è molto difficile arrivare a dei veri risultati, e spesso anche si è fatto appellare il discorso che lei è moralmente basso, che tante persone, anche persone spregevoli, e viene scarcerata in 1000 modi. Perché? Perché nelle carceri non c'è più posto per tenere la gente dentro. Cioè, quindi una persona che fa delle porcherie umane ad altri viene messi fuori con 1000 modi diversi. Perché? Perché non c'è posti nelle carceri. Chiudo che tra i tuoi ospiti te anche spesso, e te fa anche benissimo, delle persone politiche, consiglieri regionali, comunali, via parlando, che del lavoro fa l'avvocato. Ecco, mi chiedo, ma sentendo parlare queste ragazze qua in genere, ragionano anche non male, ma mi chiedo, se capitasse a loro in quanto avvocato di avere un cliente che è in carcere e che vorrebbe uscire approfittando di uno dei 1000 scappatoie che dà la legge, queste ragazze qua che fa l'avvocato come lavoro, cosa fareste? No, io non lo posso fare perché moralmente fare questo è spregevole, oppure io fa perché il suo lavoro, e purtroppo la realtà è questa. Cioè, voglio dire, purtroppo la realtà attuale è lontana 1000 miglia dall'arrivare veramente ad una soluzione giusta, che non vuol dire che per forza la gente deve stare in carcere. La gente può anche uscire, ma deve essere veramente una persona che sarà pentita di quello che ha fatto, che ha davvero un rimorso. Invece adesso siamo solamente alla furbizia e anche, come dire, alla furbizia pratica delle persone che facendo per lavoro e loro deve guadagnare il stipendio e io fa. Ma che sia veramente adesso una realtà nel quale si può arrivare a una cosa giusta, quello che vuole la signora, cioè chi soffre deve essere ripagato, cioè non può essere che ti vedi uno che ti ammazza il figlio o la figlia dopo 2 settimane, le fuori perché questo, perché quest'altro, via parlando. Siamo lontani 1000 miglia, non so se si arriverà mai, ma che vuoi una rivoluzione della cultura e della mentalità della gente immensa, della gente e non delle istituzioni, perché se qua quando arriva sempre in ritardo,
Signora, il mio sostegno, buongiorno. Buongiorno, grazie. Beh, penso facciano piacere queste telefonate alla nostra Barbara, perché sono telefonate di supporto. Però vedi, Vladimiro, come hai detto tu, io ho avuto personaggi molto importanti che hanno parlato di questo. Ne cito uno che avrò anche fra pochi giorni, il già procuratore di Treviso della procura, il dottor Antonio Foiadelli, che ha spiegato benissimo come funziona e come funziona l'avvocato penale. L'avvocato penale, Vladimiro, lui deve tirarti fuori, non ti deve far andare in carcere. Questo è il ruolo dell'avvocato penale. Il ruolo suo è quello di non farti andare in carcere. Poi il giudice applica la legge. Però il ruolo dell'avvocato penale è quello di non farti andare in carcere. Poi c'è quello più bravo, quello meno bravo, quello più attento, quello meno attento, però il loro ruolo è quello di non farti fare un giorno di carcere, se è possibile questo. Allora, sentiamo invece da Paola questo servizio che abbiamo visto molto interessante, molto importante. Sei tu quello giusto. Prego, Paola. Sì, noi cerchiamo quello giusto, cioè quella persona che fra 100.000, perché questa è la statistica, che ci dice che tra persone sconosciute ci possa essere una compatibilità genetica. Dicevamo prima che la donazione di midollo osseo riguarda cellule, le cellule che producono il nostro sangue, e per andare a fare un trapianto occorre che ci sia un'alta compatibilità genetica. Se non si trova in famiglia, l'unico modo è andare a cercare la persona compatibile là fuori, e noi cerchiamo proprio il tipo giusto che possa fare la differenza per le oltre 1.800 persone che ogni anno in Italia si ammalano di una malattia del sangue. I conti non tornano, perché se ci sono 1.800 persone malate, nel registro sono iscritti poco più di 500.000 persone. E ricordando questa statistica di 1 a 100.000 vuol dire che ne salviamo 4 o 5. Paola, culturalmente forse anche questo, io sono dell'idea che nell'educazione civica ci dovrebbe essere l'educazione, proprio sono sicurissima di questo, anche perché almeno noto, però vorrei che Paola poi mi dessi i numeri. I giovani sono più preparati di quello che pensiamo. È perché non li ascoltiamo? Ma no, che non sono preparati. L'ha dimostrato Barbara, mia figlia. Quanti anni aveva tua figlia? Quando è mancata ne aveva neanche 20. Ecco, pensate, e già lei aveva capito l'importanza della donazione. Forse, Paola, anche qua qualcuno deve aiutarvi per fare dei passi avanti, perché per capire bisogna anche che qualcuno spieghi, persone competenti. Ecco, io ho capito che bisogna andare nelle scuole, è fondamentale, per carità, però dobbiamo anche portare questi ragazzi fuori a vedere come avviene, cos'è la donazione, ecco, farli intrigare. Perché nella Croce Rossa ci sono tanti giovani? Perché li hanno intrigati, li hanno resi protagonisti, è quello che vogliono i ragazzi e che forse non riusciamo a capire. Va bene la lezione in classe per le donazioni, ma poi ti porto anche a vedere cosa faccio. Ecco, io penso che sia anche questo. Allora, prima di rispondermi, Paola, sentiamo Giusy da Dosson. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno alle tue ospiti. Intanto un abbraccio forte forte alla mamma che hai lì in studio. A Barbara. Grazie. A Barbara, perché la vedo veramente una mamma, insomma, è una mamma, non posso dire altro. E poi stanno parlando per la legge dell'ergastolo per omicidio. Ragazzi, come ho detto l'altro giorno che c'era lì ospite tua, l'europarlamentare Donazan, io ho detto non ci credo, non ci credo assolutamente dell'ergastolo, perché se adesso che uno ha ammazzato 2 persone gli danno 7 anni, 3 anni e mezzo per ciascuna, ma ragazzi, ma dove siamo? Dopo i domiciliari, dopo quando, e se vanno dentro in carcere per il comportamento, licenze che possono uscire dal carcere, vanno a lavorare, di sera entrano, ma dove siamo arrivati? La Donazan ha detto anche lei che non ci crede alla giustizia, come le ho detto io. Ho detto non ci credo, assolutamente non credo più a niente. Ma dove siamo arrivati veramente? Dove siamo arrivati?
Vi saluto. Grazie anche alla nostra Giusy. Allora, quello che volevo anche capire cosa ne pensa Paola, ecco, di questo mondo giovane che potrebbe essere anche molto più attivo se solo appunto li ascoltassimo e li lasciassero partecipare. Prego Paola. Guarda, noi li vediamo i ragazzi perché grazie al cielo andiamo a scuola. Ci sono dei professori molto sensibili che accolgono il nostro progetto Gruppo Scuole, li vediamo negli eventi sportivi perché abbiamo molte collaborazioni con vari sport e quando riusciamo a spiegare che cos'è la donazione, che cos'è il midollo osseo, che tutte le donazioni avvengono nella totale sicurezza perché c'è comunque una struttura medica che ti segue, li vedi, questi ragazzi sono convinti, hanno voglia di rendersi protagonisti di un gesto. Come avviene, Paola, il prelievo? Perché io so che accelero, però e spingo l'acceleratore, però a casa c'è ancora chi ha paura perché è rimasta, perché non è che se ne parli tanto, Paola, bisogna anche dire la verità, dovrebbero invitarvi molto di più in televisione come assolutamente, faccio io. Ecco, perché c'è ancora gente che è rimasta, quanto dolore sarà, come, ecco, spieghiamo un attimino com'è questo prelievo, Paola. Più che altro perché tanti confondono il midollo osseo con il midollo spinale e quindi pensano che siano un prelievo dalla schiena, che non è questo. Allora oggi in 9 casi su 10 la donazione di midollo osseo avviene tramite una donazione di sangue, quindi dal sangue periferico il sangue esce da un braccio, entra in un macchinario, vengono separate le cellule che si chiamano cellule staminali e il resto del sangue viene dato al donatore come una donazione di plasma. Avete è assolutamente capito? la stessa metodologia. Anche Barbara non lo sapevo, vero? Vede Paola? No. Ma nella stragrande maggioranza della sensibilizzazione iniziamo sempre con la domanda: dov'è il midollo osseo? Esatto. E il 99% delle persone ci risponde nella schiena. Quindi il primo passo è proprio questo equivoco e vi dirò di più. Noi come associazione da 30 anni cerchiamo di muoverci, però abbiamo la forza di un'associazione. Ci auguriamo di non essere più necessari perché il nostro obiettivo è di avere persone informate che sanno che cos'è il midollo, che cos'è la donazione di sangue e l'importanza di tutte le donazioni di mettersi a disposizione. Però è proprio vero che il primo passo è un'informazione corretta, completa, che sgombri dagli equivoci. Quello è il primo passo fondamentale. Vediamo anche queste slide che ha portato Paola, una colomba per la vita e le commentiamo. Eccola qua, prego Paola. Sì, grazie. Noi adesso siamo nel periodo appunto pasquale, saremo in piazza già da questa domenica in alcune province proprio per autofinanziare tutte le nostre attività di sensibilizzazione. La nostra campagna Colombe proprio è la fondamentale campagna che ci permette di raccogliere fondi perché quello che raccontavo della donazione in realtà parte prima di tutto con l'iscrizione nel registro con un prelievo di saliva che viene fatto tramite un kit salivare che dobbiamo comprare noi ADMO per poi far iscrivere questi giovani tra i 18 e i 35 anni. Quindi le colombe che state vedendo sono acquistabili in tutta Italia e anche in Veneto. Speriamo di battere i record che abbiamo sempre avuto perché il record in Veneto è sempre di grandissima generosità. Permettetemi anche di dire che nel 2024 oltre 5.000 giovani tra i 18 e i 35 anni si sono iscritti nel registro dei donatori e nel 2024 103 giovani hanno effettivamente donato le proprie cellule, hanno effettivamente donato il midollo e se contiamo che in tutta Italia sono state 410 le donazioni, ecco il Veneto ha contribuito per un quarto, che è un numero bellissimo. E sono le belle notizie che vogliamo condividere proprio per quello che dicevamo prima di questi giovani che rispondono, ci sono, si dimostrano generosi, si dimostrano altruisti in modo assolutamente concreto. Quindi la nostra campagna Colombe è fino a Pasqua, per chi volesse informazioni siamo sui social, c'è il nostro sito, ma contemporaneamente abbiamo gli eventi di iscrizione nel registro, uno per tutti sarà sabato 22 a Oderzo, presso la sede della Protezione Civile. Ci sarà la possibilità dall'1 e tutto il pomeriggio di iscriversi nel registro con un semplice prelievo di saliva grazie alla collaborazione della sede di ADMO Treviso che appunto sarà presente ad Oderzo sabato 22 nel pomeriggio.
Allora, se avete piacere, Paola, ve lo dico, noi il 13 di aprile faremo una grande manifestazione tra associazioni, perché noi abbiamo un grande problema che non ci conosciamo, non sappiamo bene chi sono, cosa facciamo, perciò se avete piacere, ecco, sono oltre 40 associazioni che parteciperanno a questo evento per parlarci, perché io sono dell'idea che dobbiamo aiutarci di più tra di noi, conoscerci. Non è detto perché in quel giorno l'ADMO fa la vendita delle colombe, noi non possiamo aiutare l'ADMO e automaticamente l'ADMO, quando magari Barbara fa un evento, non può aiutare Barbara. Ecco, forse dobbiamo arrivare a questo, Paola, riunirci di più, visto che nessuno lo fa, ho iniziato a farlo io perché sono stanca di avere associazioni che nessuno conosce, non sa, e sono sempre in prima linea e i soliti noti li conosciamo, ma è giusto anche conoscere quelle più piccole, quelle che sono sempre a disposizione, e soprattutto fare squadra, aiutarci, perché non ho detto che non possiamo anche noi comprare le colombe di Paola e dell'ADMO quel giorno. Allora, se io mi metterò in contatto con Paola per il 13 aprile, con un gazebo, se avete piacere venire all'interno di tantissime associazioni, perché abbiamo proprio dallo sportivo alla cultura, di tutto e di più, e sarebbe veramente bello acquistare il 13 aprile tra di noi le colombe ADMO, perciò ci metteremo in contatto, Paola, e vedremo se avrete piacere di partecipare a questo grandissimo evento su uno dei posti più belli che abbiamo a Treviso, che è la Foce del Sile, perciò più bello di così, ecco, penso lassù qualcuno ci ama, anche perché abbiamo Papa Francesco che salutiamo. Papa, vieni fuori da quell'ospedale, dai che ce la fai, perché senza di te veramente siamo nei guai, sei l'unico che ha sempre parlato di pace anche in tempi non sospetti, perciò Papa Francesco, guarda, ti vogliamo un bene dell'anima, esci dall'ospedale che ce la farai e noi ti aspettiamo. Pubblicità. Diversi mia nipote, tutte e due, una e una due. Oggi è il 30 gennaio. 2 anni. Quello è il papà di Sara. Non c'è un ricordo di mia figlia e di mia nipote, solo questo rimane. Il tempo non lenisce il dolore, ma lo trasforma. Nonna Loredana tocca con emozione i rami dei 2 alberi piantati oggi a Conegliano per ricordare la nipote, Sara Rizzotto, morta insieme alla cugina Jessica Fragasso in una sera d'inverno lungo la strada che le avrebbe portate a casa. Era il 30 gennaio di 2 anni fa. Le giovani cugine e in auto anche le figlie di Sara, miracolosamente sopravvissute allo schianto. Davanti a loro la 500 guidata dai genitori di Jessica. All'improvviso un fuoristrada piomba sulla loro auto, trasformandola in una trappola mortale. Alla guida c'è Dmitry Traikov, imprenditore bulgaro di 62 anni, tenta la fuga dopo l'incidente, ma i carabinieri lo rintracceranno fino a casa. La perizia cinematica depositata pochi mesi dopo rivelerà che l'uomo, risultato anche positivo all'alcol test, era alla guida ad una velocità di 180 km/h con il cellulare in mano. Condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione, Traikov si trova ora in carcere. Più difficile risulterà per le famiglie ottenere invece un risarcimento, tanto che la Corte d'Appello stabilì il sequestro preventivo dei beni dell'imprenditore. In carcere, mentre le famiglie di Jessica e Sara continuano a piangere le loro ragazze, il ricordo questa mattina davanti alle scuole che hanno frequentato, a stringersi accanto a loro anche qualche insegnante. Una parola fondamentale è l'amore, che non deve finire mai, e dopo ricordarle, perché bisogna tenerle sempre vive queste 2 ragazze, e cerchiamo di fare il meglio possibile per ricordarle. Le lacrime non si fermano mai. Mai, mai. Questo è un messaggio che vogliamo dare, perché queste cose non succedano più e non succedano sempre, ogni giorno. Queste vittime giovani che avrebbero avuto tutta la loro vita davanti ancora. Allora voi capite la commozione anche di Barbara, che lasciamo tranquillo un momento. Allora sentiamo come ci saluta Paola Baiguera, che ci deve lasciare, che messaggio vuole lasciare qui questa mattina. È un messaggio importante, parliamo di una donazione che magari non si conosce, perciò io penso che più ci facciamo vedere tutti meglio è. Paola Baiguera, prego. Sì, vi ringrazio di questo spazio, purtroppo devo andare, rinnovo l'abbraccio a Barbara e davvero nel servizio l'abbiamo sentito. Credo che
l'amore possa fare la differenza, il guardarci negli occhi, renderci conto che siamo una comunità, fare squadra può fare la differenza e mettersi nei panni degli altri. Mettersi nei panni degli altri forse ci insegnerebbe ad essere un po' più gentili, un po' più tutti gentili. Quello che noi ci auguriamo è che sempre più diciottenni possano accorgersi di quanto sia bello donare, perché è un modo di arricchire in prima di tutto se stessi, e poi ciascuno può trovare la propria forma di dono, quindi a qualsiasi età non c'è limiti ed età per mettersi a disposizione degli altri. Quindi io ringrazio Mirella per questo spazio importantissimo e speriamo di poter collaborare ancora, vederci e continuare a fare squadra assieme. Grazie a Paola Baiguera, vicepresidente ADMO, di essere stata con noi, di averci fatto capire anche che non è la donazione che qualcuno pensava, compresa Barbara. Capite l'importanza, ecco, della comunicazione, perciò grazie veramente di quello che fate a tutta l'AIDMO, perché veramente siete dei grandi. Grazie. E allora Barbara, quello che vorrei capire è anche... Tu adesso vai nelle scuole assieme a un'altra mamma, sì, che salutiamo, un'altra Barbara. Sì. Ecco, come vedi questi ragazzi? Ecco, sì, sono attenti, ma riescono veramente a capire l'importanza della vita? Perché molti di loro giocano con la parola morte come fosse un giocattolo, alzano sempre di più l'asticella, o per correre, o per la droga, o per l'alcol, per la disattenzione, o per fare certi gesti veramente perché l'adrenalina va a 1000 e poi rischiano la vita. Ecco, come li vedi tu questi giovani, Barbara? Allora, io insieme appunto a Barbara, l'altra mamma, che andiamo nelle scuole, abbiamo cominciato questa cosa, ormai siamo stati in parecchie scuole. Quello che noi volevamo arrivare a fare era toccare il cuore proprio dei ragazzi, portando queste testimonianze, che non è facile ogni volta andare lì, però con queste testimonianze qua arrivare proprio a toccare i loro cuori. E noi in tutte le scuole che siamo andati finora abbiamo visto ragazzi molto attenti, molto sensibili, perché quando si raccontano queste cose ci sono ragazzi che hanno le lacrime agli occhi, e noi, per quello che vediamo noi, sono persone attenti questi ragazzi. Perciò il consiglio che gli diamo sempre è quello di mettere in pratica quello che gli viene insegnato, perché diciamo sempre io e Barbara, se ognuno di noi facesse la propria parte sarebbe tutto più semplice. Se ognuno di noi rispettasse le regole, non andasse in giro bevuto in macchina, non superasse i limiti di velocità, sarebbe tutto più facile. Perciò noi quando li vediamo questi ragazzi ci sembra di entrare nel loro cuore. Ci sembrano attenti e speriamo che poi... Però hai detto una cosa molto importante, ci sembrano, perché anche tu hai questo dubbio. Certo. Cioè il momento io ti vedo, forse vedo anche qualche lacrima, sì, ma quando uscirai da quella porta... non so. Riuscirai a ricordare bene, a capire l'importanza della vita che hai in mano, che è una cosa talmente preziosa. Esatto. Riuscirai a portare il mio messaggio che ti ho dato più avanti? È questo che speriamo. Ecco, secondo te riuscite a fare questo, Barbara? Perché voi ce la mettete tutta. Però io sono convinta che quando escono da quella porta dovrebbe esserci un qualcos'altro che li accompagna a fare un altro percorso al pomeriggio. Quello di toccare con mano il mondo dell'associazionismo. Prego, Barbara. Sì. Sicuramente finita la giornata magari lì sono stati toccati nel profondo, perché penso che si immedesimano in quello che noi raccontiamo, no? E però poi non lo so, il pomeriggio a casa vanno fuori con gli amici, non so poi se si ricordano di questa giornata. La nostra speranza è questa, però non lo so poi come si comportano quando si mettono alla guida, se veramente gli torna in mente questa lezione che hanno assistito. Senti Barbara, ma nonostante questi incidenti che abbiamo visto, io ho anche un altro video di un incidente, ma non voglio portare ancora Barbara all'estremo delle forze per guardare ancora queste immagini, perché vede sua figlia, non c'è niente da fare, perciò evito di mandarle perché non è corretto e io non faccio queste cose, abbiamo già visto. Ma dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito, ma si può ancora uscire la mattina
e vedere certe situazioni di gente come guida. Cioè io è questo che non riesco a capire. Sembra che la gente, per tutto quello che sente in televisione, le testimonianze, il dolore, che vedi il dolore delle persone, tutto, sembra che alle persone non tocchi, cioè sentono, ascoltano e poi tutto torna come prima. Tutto torna come prima. Quello che invece è cambiato a noi, che è toccata questa cosa qui. Anche prima io ero prudente per strada, rispettavo i limiti di velocità e tutto quanto, ma adesso quando mi metto per strada io osservo anche gli altri quello che fanno. E quante volte io mi scrivo il numero di targa delle macchine che fanno magari 4-5 sorpassi, mi segno il numero della targa e segnalo. Oppure uno che magari c'è un limite di velocità a 60 km/h e questo sorpassa e è già a 100-110. Io se ce la faccio mi segno i numeri della targa e segnalo, perché io ho il vomito a vedere queste cose, io ho il vomito. Io non riesco più ad accettare queste cose qui, non riesco ad accettare la gente che non si comporta bene per strada. Ma bisogna proprio anche capire quello che diceva Gigi Pirollo che fa Guida Sicura. Io poi ho parlato anche, avete sentito ieri che avevo il già direttore della motorizzazione civile di Treviso che ha detto beh non è proprio così, non è proprio che non si sappia guidare, però quello che si sa è che noi vorremmo che le persone facessero più guida, come dice Gigi Pirollo. Io sono d'accordo con Gigi Pirollo, c'è niente da fare, ma chi se ne frega del motore, cosa me ne faccio del motore che adesso si ferma la macchina, chiami il carro attrezzi, non scendi neanche, non alzi neanche più il cofano. Ecco, forse per te, anche per te, forse la guida, più ore di guida sarebbero importanti? Ma sì, secondo me sì, perché io ho ricordi di mia figlia che aveva appena fatto la patente, da un mese guidava la macchina e lei mi diceva quando veniva a casa dalla scuola guida ma cosa ci insegnano queste cose qui, cosa mi interessa a me di sapere del motore della macchina, dei viti, delle viti, dei bulloni, di questo, che tanto se la macchina comunque si ferma io non riesco a fare niente, insegnami di più invece come devo fare una salita, tante cose non gliele avevano neanche insegnate a scuola guida. Perciò, voglio dire, dovrebbe esserci più... Sei d'accordo con Gigi Pirollo allora? Io sì. Più ore di guida, più pratica, più pratica. Allora, sì. Siccome Barbara si fermerà se hai piacere ancora un pochino, perché ho una persona, come diceva il nostro Rinaldo, abbiamo delle persone importanti, vogliamo sentire loro che conoscono. Abbiamo Girolamo Monaco, il dottor Girolamo Monaco, direttore dell'Istituto Penale per Minorenni, perciò anche lui può dirci qualcosa. Barbara è una persona molto competente, perciò io direi adesso di andare in pubblicità e ci troveremo subito dopo con gli altri ospiti. Un'altra graditissima ospite che è la professoressa Rosanna Scalia, professoressa di letteratura, come educare i giovani a riconoscere emozioni e rabbia attraverso la letteratura. Che bello, professoressa Scalia, che bello queste parole, emozioni. Io è un pezzo che parlo di emozioni, vedere questi giovani che si emozionano, è bellissimo qui sulle davanti alle telecamere, perché raccontano di quando sono stati magari a visitare il giorno della memoria a Auschwitz, oppure ricordano il giorno del ricordo, le foibe, finalmente se ne è parlato, oppure anche di traumi che vivono e si emozionano. Ma si emozionano quando anche magari hanno il microfono. Ecco, questo microfono
che tu devi dire qualcosa e si imbarazzano e vedi che diventano rossi. Allora, quanto bello è vedere l'emozione veramente nei giovani, ma non solo nei giovani, anche nei diversamente giovani, quando li accarezzi, quando li coccoli, vedi questi occhi che non piangono ma diventano lucidi. Cos'è l'emozione, professoressa Scalia? Allora, l'emozione è una parola che deriva dal latino, dal verbo emovere, e significa tirare fuori, smuovere, sconvolgere. E l'emozione è qualcosa che può turbare, che può provocare gioia, ma anche un sentimento negativo. E per quanto mi riguarda, la cosa fondamentale nel mio lavoro è quella di educare i giovani alle emozioni, a riconoscere le emozioni, e questo lo si può fare attraverso la letteratura. Certo, occorre un lavoro di selezione da parte dell'insegnante, che deve saper selezionare i testi adatti a quella classe, adatti alle esigenze di quei ragazzi. E attraverso quei testi però si possono coinvolgere i ragazzi e anche insegnare loro a riconoscere emozioni a cui non sanno dare un nome e che talvolta, come nel caso della rabbia, non sanno neppure contenere, non sanno neppure gestire. Ed ecco che allora la letteratura, Dante, il canto quinto di Paolo e Francesca, che permette ai ragazzi di riconoscere il sentimento dell'amore, oppure i canti della rabbia, il canto ottavo, Filippo Argenti, questo personaggio così rabbioso, così astioso, che affascina i ragazzi. Poi io faccio sempre l'associazione con la canzone di Caparezza, che li coinvolge, che anche la musica insomma ha un potere fortissimo e molto intenso nel coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Oppure il Conte Ugolino, il canto 33esimo, questo odio e questo astio profondo nei confronti di un uomo che insomma, ha provocato la morte dei figli, dei nipoti. Quindi ecco, imparare a riconoscere l'emozione attraverso la letteratura credo che sia fondamentale, e ritengo che sia il compito anche insomma, di noi docenti, ciascuno nella propria disciplina. Io in letteratura, la docente di arte attraverso l'arte, insomma anche lì le emozioni che si possono cogliere in un quadro sono tantissime, per cui ecco, questo credo e ritengo sia un po' il nostro compito, quello di noi docenti. Professoressa Scalia, io spesse volte ho la fortuna di avere questi ragazzi ospiti, questi studenti, e quando io li ascolto, li sento parlare, li guardo, sono ragazzi puliti, sensibili, intelligenti. La cultura è un'altra cosa, la cultura viene dopo, è l'insegnante che poi fa questo. Però per fare questo tu, parlando, devi captare l'attenzione, devi intrigarli. Se li intrighi loro mi seguono, e se mi seguono riesco a vedere la rabbia che diventa emozione, però li gestisco, li faccio capire che si può gestire in maniera diversa la rabbia, come con la cultura. Perché si fa poco? Cioè lei ha la passione del suo lavoro e si sente. Io ho avuto un altro insegnante e la cito spesso questa frase, come lei, appassionato del lavoro, e lui ha detto: sai Mirella, noi insegnanti tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco. Abbiamo un panorama incredibile. Quello che dobbiamo capire è se abbiamo voglia di scendere e di vedere chi fa parte di quel panorama e i problemi che ha. E ha detto: professoressa, lo vedo poco da parte dei miei colleghi. Dovremmo fare molto di più, perché i giovani hanno bisogno di noi. Noi possiamo fargli percorrere un mondo diverso se riusciamo a catturare la loro attenzione, perché io vedo dov'è il fragile, come si muove, se è attento, se non è attento, ma ho voglia di mettermi in prima linea, perché noi diciamo sempre i ragazzi, ma io vorrei anche dall'altra parte come lei. Lei cosa vede anche nel mondo dei suoi colleghi e anche nel mondo dei ragazzi, che tutte le mattine voi aprite quella porta e sapete
che avete le fragilità, perché sono fragili, non sono forti. Estremamente fragili. Estremamente fragili, e qua è il problema, prego. Allora, i ragazzi oggi hanno sicuramente delle fragilità maggiori rispetto a una volta, sono iperconnessi, hanno la possibilità di diciamo, attingere a vari livelli del sapere attraverso tutti gli strumenti di cui dispongono, ma non sanno come farlo, non sanno discriminare una notizia falsa da una vera. E hanno tanto, ma alla fine hanno anche una frammentazione del sapere, ed è questo poi anche il nostro ruolo, quello che invece è dare, no? Una linearità, un sapere anche trasmettere anche qualcosa che ha una sua struttura, che sia anche insomma, che abbia una sua linearità. Certamente colgo tanta fragilità emotiva da parte dei ragazzi e tanta fatica scorgo anche tra i colleghi, in quanto anche il nostro lavoro è stato caricato di tutta una parte che riguarda ad esempio la burocrazia, che affatica, aggrava quello che è il nostro lavoro e sicuramente non agevola poi quelle che sono invece quelle che dovrebbero essere le attività fondamentali dell'insegnante, la ricerca, la relazione col ragazzo, lo studio, la passione, la necessità di trasmettere la propria passione. Ecco, questo credo che non consenta poi sempre, no? La fatica di dover ottemperare a tutti gli obblighi che sono di natura burocratica, che sono sempre progressivamente insomma in numero maggiore, credo che sottragga poi energie a quello che dovrebbe essere invece fondamentale. Un'altra cosa che ritengo necessaria e credo dovrebbe essere la prima di tutte le riforme della scuola è la riduzione del numero di studenti per classe. Non è possibile lavorare con 30 studenti, ciascuno dei quali hanno un mondo diverso l'uno dall'altro, molti dei quali sono certificati, perché adesso assistiamo a un proliferare di certificazioni, e quindi ciascuno di loro avrebbe bisogno di un apprendimento, insomma, e di un rapporto quasi 1 a 1 col docente. Invece era in classi di 30 studenti, laddove ci sono miei colleghi che insegnano discipline bellissime come l'arte, ma hanno solo 2 ore settimanali. Ma come possono, ecco, anche conoscere a fondo i ragazzi, entrare in relazione con loro? Quindi io credo che la cosa fondamentale, al di là del tutor, dell'orientatore, di tutte le insomma novità che sono state introdotte dalla riforma, dovrebbe proprio essere la riduzione del numero di studenti per classe, non più di 20 a classe, ma già non più di 20. Vede, professoressa Scalia, io quando sono venuti questi ragazzi, non assieme ma divisi tra istituti, al sabato che magari un po' più libero, ho fatto un test senza che loro lo sapessero e ho chiesto loro cosa metterebbero ai primi 3 posti nella loro vita, l'importanza di avere cose, i primi 3 posti. E avevo anche altri ospiti e intanto che i ragazzi pensavano cosa mettere, si guardavano anche tra di loro, senza comunicare, si guardavano. E uno mi ha detto, chissà, sarà ultima generazione, il telefonino di ultima. Hanno messo primo la famiglia, secondo la scuola, che avrebbe detto, terzo l'amicizia. Ho dato 3 punti, ho detto ditemi voi. Ma quello che ha stupito è anche un altro istituto, non lo stesso giorno, dopo una stessa roba. Ho detto, ma vogliamo ascoltare questi ragazzi? La scuola è al secondo posto, ma chi l'avrebbe mai detto, professoressa? Sì. Eppure i segnali l'avevano dato nel Covid. Dove ritrovavamo i ragazzi? Seduti fuori sul marciapiedi delle scuole. Allora forse non sarebbe il caso di fare un orientamento anche al pomeriggio, chi vuole, senza obbligarli, perché qualcuno dice troppe ore di scuola, troppi compiti, troppo tutto, ma troppo cosa? Sì, cosa ne pensa, professore? Allora, perché veramente, cioè, secondo me è la cultura che manca, cioè iniziare a fare ancora più cultura, non la puoi fare in 2 ore, non puoi far capire a questi ragazzi. Prego, professoressa. Beh, guardi, io ritengo che intanto il sistema scolastico che fino ad oggi insomma è prevalso in Italia, cioè quello con l'orario fino all'1, alle 2 massimo, non possa più andare bene nel tempo contemporaneo, perché i nostri alunni, i nostri
nostri studenti, i giovani di oggi, hanno sempre il cellulare in mano e non riescono a separarsene, né i genitori, che spesso sono indaffarati, lavorano, hanno insomma i loro problemi, possono interferire con la vita di adolescenti in crescita, soprattutto quando hanno dai 15 anni in su. E quindi credo che un'altra delle questioni importanti sarebbe fare delle attività, invece prolungare il tempo scuola, perché questo consentirebbe ai ragazzi di fare quelle attività che una volta si facevano nel lavoro domestico, a casa da soli, rafforzando o acquisendo un metodo di studio, e che oggi invece i ragazzi non fanno più. Qualche volenteroso, qualche ragazzo più motivato lo fa ancora, ma la maggior parte di loro, qualunque attività noi assegniamo, è subito lì pronto a cercare in internet la soluzione di questo, di quello, una elaborazione scritta, qualcosa. Loro con ChatGPT fanno subito e trovano subito. In un tempo scuola che invece è prolungato e che quindi prosegue, no, l'attività didattica anche nel pomeriggio, questo non potrebbe più accadere, perché ci sarebbero i docenti a sorvegliare, a coinvolgere, a magari applicare modalità e metodologie diverse, magari con un'attività al mattino e un'altra differente al pomeriggio, e quindi diciamo si potrebbe avviare a quello che è un problema tangibile oggi, perché noi ci troviamo di fronte a un mondo che è attraversato da una crisi pedagogica data dall'invasione della tecnologia, che è ormai diventata ingestibile sia per noi docenti sia per tutti gli educatori. Professoressa Scalia, ma siete uniti in questo come insegnanti per arrivare al ministro Valditara e far capire, che lo dicono i ragazzi stessi, che questa scuola non va più bene, non va bene questo metodo di scuola, loro vorrebbero una scuola, me lo dicono loro, professoressa, che li intrigasse di più, essere più protagonisti anche all'interno della scuola, i laboratori ad esempio, noi abbiamo grandissime università, niente da dire, ma si lamentano dei laboratori. All'estero i laboratori sono diversi. Ecco, forse qualcuno dovrebbe ascoltarvi, perché è inutile che incolpiamo sempre la famiglia. Ma se io sono sfortunato, professoressa, e non ho i genitori che dovrei avere, io devo avere qualcuno che mi ascolta, e non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante e andare su quella scuola. Lo dico tutte le mattine, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è imparare, capire, essere ascoltato. Ma se non ho la famiglia, cosa faccio io? Chi mi ascolta? Prego, professoressa. La scuola oggi sicuramente purtroppo non promuove più la mobilità sociale. Questo è un altro dei danni, insomma, e degli svantaggi di una società che ormai, insomma, sembra avvantaggiare solo chi ha una, insomma, famiglia di partenza agiata o appartenente comunque a un livello medio-alto. E quindi credo che sottrarre questi ragazzi al vuoto nel quale vivono, alla volte insomma assenza totale di stimoli, in cui poi trascorrono le loro giornate magari chiusi un intero pomeriggio davanti a un cellulare, credo sia fondamentale. Non c'è in questo unità, nel corpo docenti non c'è stata mai un'unitarietà di intenti, siamo molto smembrati da questo punto di vista. Ci vorrebbe però una visione più alta, tale da prendere atto di quello che è ormai un cambiamento che non è in atto, è già avvenuto, perché i nostri studenti sono tutti così, tutti invischiati in un mondo iperconnesso e tutti incapaci ormai di gestirsi in questo nuovo mondo. Noi siamo in grande difficoltà e credo che quindi una riforma, partendo anche appunto dalla necessità di prolungare il tempo scuola e di fare attività anche laboratoriali il pomeriggio, sia fondamentale. Questo apre problemi enormi, perché in Italia non ci sono poi le mense, ci sono ragazzi che vengono da fuori, quindi c'è tutto un problema a monte. Non è una cosa semplice da realizzare, però credo che bisognerebbe prendere atto ormai del fatto che il cambiamento è già avvenuto. Allora io saluto e ringrazio, l'abbiamo solo come telefonica perché non riusciamo a collegarsi con la Sicilia, non è colpa nostra, però purtroppo funziona così, andiamo nella Luna, ma in Italia abbiamo ancora la difficoltà di collegarsi, ma saluto veramente il dottor Girolamo Monaco, direttore dell'Istituto Penale per minorenni, adesso è in Sicilia. Buongiorno direttore.
Buongiorno, grazie dell'invito. Mi scuso, ma non riusciamo proprio non a si connetterci. preoccupi, guardi, non riesco neanche a collegarmi col Montello, però mi collego con l'Africa, con l'Australia, funziona così. Non si preoccupi, direttore, non è né colpa mia né colpa sua. Senta, direttore, io qui ho una mamma. Riflettevo che anche questo è un segno dei tempi, sì, appunto. Cioè riusciamo a essere connessi con il mondo e poi probabilmente non riusciamo a guardarci. Il tema è proprio simbolicamente c'entra molto, è molto dentro il disagio giovanile. Allora, dottor Monaco, io ho fatto rimanere, mi ascolti, io ho fatto rimanere una mamma che doveva andare via perché sapevo che avevo lei ospite questa mattina. Sì. Lei si occupa di minori, però si occupa anche di giustizia. Questa mamma ha perso la figlia e la nipote su un incidente stradale gravissimo. Questa persona, maggiorenne naturalmente, dottor Monaco, ma non importa, io so la sua competenza. Ecco, spiega un po' al dottor Monaco quello che tu non accetti, Barbara. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno signora. Intanto la mia vicinanza emotiva e umana. Grazie. Anche io sono un papà. Anche io sono un papà di 5 figli, per cui capisco il dolore. E so bene che non si sopravvive alla perdita dei figli. L'ascolto, mi dica. Quello che io volevo capire, perché questo signore ha ammazzato mia figlia e mia nipote in un incidente stradale alla velocità di 180 km/h, ubriaco e con il telefono in mano. Non si è fermato nemmeno davanti all'incidente per chiamare i soccorsi e è scappato dall'incidente. Questa persona è stata condannata a 7 anni di reclusione, ha fatto 2 anni agli arresti domiciliari e 1 anno solamente in carcere perché è stato rilasciato da pochi giorni perché ha chiesto di fare i servizi socialmente utili, anzi lui ha chiesto addirittura tramite un'associazione familiari vittime della strada di fare il nonno vigile, cioè far attraversare i pedoni nelle strisce pedonali. Sì. Quando dico eri davanti a un incidente che tu hai causato e non ti sei neanche fermato a chiamare i soccorsi, io dico perché questa persona non deve scontare tutti gli anni che gli hanno dato e gli devono dare invece i premi di uscire perché si è comportato bene e voglio dire, oltre al dolore che abbiamo subito per la perdita, dobbiamo avere anche questo dolore qui, dalla giustizia. Perché succede questo? Allora innanzitutto, signora Barbara, vero? Sì. Non ci sono parole che possano consolare questo dolore. Il dolore è inconsolabile. Allora, noi abbiamo 2 modelli di giustizia. Una è la giustizia punitiva, ok? È l'unica punizione, forse l'unica punizione giusta per questa persona è che provi lo stesso dolore che ha provato lei. Ok? Gli si leva un figlio, gli si levi la vita. Ma questa giustizia vendicativa non porta, forse, io parlo da esterno, forse non porta pace. Non porta pace. No. Quello che forse porta pace è questo. Perché è successo? Perché quella persona guidava a 180 all'ora? Perché quella persona era ubriaca? Perché è successo? Lì la riflessione è molto più ampia perché riguarda la società, riguarda i nostri ritmi di vita, riguarda la follia del nostro modo di essere. Ma la vera propria questione sulla giustizia è questa: perché questa persona non fa un percorso per capire il male che ha fatto
fatto che non si restituisce facendo il volontariato ai bambini, facendo il nonno vigile. No, non si restituisce così. Perché non fa un percorso per capire il senso del male che ha fatto? Per esempio cercando l'incontro con le vittime o con i parenti delle vittime. Per esempio avviando un percorso di giustizia riparativa, perché i danni vanno riparati. Allora, forse parliamo di cose molto grandi, no? Però la vera giustizia è quando uno coglie la disperazione del gesto che ha fatto, e la vera condanna è questa, la disperazione del gesto che ha fatto, che a volte non si capisce perché chi soffre non riesce a elaborare. Barbara, il suo dolore l'accompagnerà sempre, ma non si estinguerà. Guardi, io glielo posso dire perché lavoro anche con le vittime di mafia, con i poliziotti uccisi. Non si estingue il dolore neanche con la morte del carnefice. Lo so. Neanche con la morte del carnefice. Se ci fosse la pena di morte e questa persona X fosse uccisa davanti ai suoi occhi, Barbara, lei non troverà pace neanche in questo. Sì, però dottor Monaco, mi scusi, adesso intervengo, parentesi. Sì, prego. Però Barbara dice una cosa importante che io penso molti di noi, magari non tutti, condivideranno. Lei dice, ma se hanno deciso di assegnare questa pena 7 anni, perché non li fa tutti 7 anni? Esatto. Perché si deve ulteriormente fare dei sconti? Cioè 7 anni per me è giustizia che lui li faccia tutti e 7 gli anni, che non abbia questi sconti di pena per la buona condotta che per Barbara sono dei premi. Ecco, perché non viene fatta la pena, magari anche lavorando, non si dice mica, però la pena deve essere fatta, dottore, cioè i 7 anni devono essere 7 anni e non 1 arresti domiciliari, 7 anni. Dottor Girolamo. Sì, va bene, ma il tema è questo, a che serve la pena? A che serve la pena? Perché io ho visto persone stare 20 anni dentro un carcere, uscire dal carcere e rifare la stessa cosa. Cioè, se il carcere, ed entriamo nel tema della pena, significa mettere una vita tra parentesi, ok? E io come un soprammobile prendo una vita, la metto lì e poi la rimetto da dove ha ricominciato. Non è successo niente, non cambia niente. Possibilmente questa persona, questo è il grande tema sui pedofili, questo è il grande tema delle vere sofferenze, no? Se il carcere non ti cambia, non serve a niente. Allora io mi auguro che questa persona un percorso l'abbia fatto. Se non l'ha fatto, se ne deve fare anche 20 anni. Perché altrimenti come esce peggio di come è entrato. Perché un carcere vissuto soltanto nell'aspetto punitivo le persone non le guarisce, le ammala, le rovina ancora di più. Dottor Girolamo Monaco, vorrei sentire anche la professoressa Scalia, che ha aperto questa trasmissione, questo incontro con Paolo Francesca e Conte Ugolino. Ci siamo proprio tutti, abbiamo aperto giustissimo. Come vede la situazione anche come messaggio ai giovani che arriva con queste disgrazie?
con questi esempi che ha fatto il dottor Girolamo Monaco, con quello che ha detto Barbara. Ecco, che messaggio secondo lei arriva ai giovani? Lei che poi li incontra al mattino quando hanno perso il compagno, come li vede? Cosa sente? Ecco, quello che ha detto il dottor Monaco, giustamente, lui è un esperto, si occupa anche di questo, avete sentito, ha tirato in ballo tante, la mafia, i pedofili, tanti casi, ognuno a sé, ma ognuno con percorsi drammatici. Ecco, cosa dice lei? Sentiamo cosa dice la professoressa Rossana Scalia, dottor Girolamo. Sì, l'ascolto, certo. Sì, i ragazzi non colgono il valore rieducativo della pena e sentono invece un senso di profonda ingiustizia quando ascoltano notizie come quella che ha riferito la signora, cioè di sconti di pena, soprattutto laddove ci sono omicidi. Credo che poi la durezza a volte dei ragazzi, il loro istinto nell'esprimere riprovazione verso queste cose derivi soprattutto dalla tipologia di crimini. Laddove ci sono omicidi, laddove sentono che insomma una vita è stata distrutta, sono particolarmente duri nel giudizio. E noi affrontiamo insomma la tematica, perché poi è una tematica questa che si affronta dal 1700 in poi con Cesare Beccaria, l'autore del Trattato dei delitti e delle pene, fino a Camus. C'è il carcere, il famoso Beccaria. Sì, esatto, fatalità. Milano, sì. E quindi è un tema che affrontiamo, sul quale i ragazzi sono chiamati a interrogarsi, a riflettere. Però ecco, quando poi si trovano con la realtà e quando si trovano a dover meditare su determinati crimini, su certe tipologie di crimini i ragazzi sono piuttosto severi, piuttosto rigidi e non indulgono insomma a commenti positivi, ecco. Barbara, tu cosa vuoi commentare dopo aver sentito anche quello che ha detto il dottor Girolamo Monaco? Non so cosa dire, nel senso che capisco che se una persona ha fatto una cosa e il carcere magari non possa servire, come dice lui, magari viene fuori peggio di... Però dall'altra parte chi ha subito questo tipo di ingiustizie, questo tipo di tragedie, di dolori, io da questa parte qua non la penso così. Perché Barbara, è vero che... Barbara. Aspetti, dottor Monaco, facciamo terminare Barbara, Io prego. dico, è vero, lo dico sempre, che non cambierebbe niente se questa persona gli avessero dato anche l'ergastolo, no, mia figlia non tornerebbe più qui. Però da questa parte qui c'è un dolore immenso che dico, possibile che veramente la vita di mia nipote e mia figlia, come di tutte le persone che comunque vengono uccise, non valga davvero niente, non valga veramente niente? Questa è la domanda che da questa parte ci si pone, questo è. Dottor Monaco, 7 anni, 2 omicidi, io non so, ecco, anche il prezzo, il figlio ha un prezzo, il nipote ha un prezzo, cioè, perfino i prezzi hanno fatto sulle morti. Dottor Girolamo, facciamo fatica a capire noi che siamo fuori, ma che possiamo anche entrare in un vortice terribile che è la disperazione di non vedere più il tuo caro, perché 7 anni poi è fuori, anzi è già fuori, ma questi ragazzi non tornano più e 2 bambini cresceranno senza la mamma e Barbara non rivedrà più sua figlia. Allora come la mettiamo? Cioè la bilancia come pesa? Allora, la premessa è che questo dolore è inestinguibile. La premessa è in questo dolore inestinguibile e nessuno deve poter stare nel dolore che in questo momento vive Barbara, da mamma e da nonna. Nessuno, va bene? E su questo tutta la vicinanza umana, tutta la forza della condivisione, della compassione. Su questo Barbara, ti voglio bene, come dirtelo nel modo più forte, punto. Voglio però raccontare una storia che riguarda minori che hanno ucciso per mafia, ok?
hanno ucciso un poliziotto e una moglie è rimasta senza il marito e dei figli sono rimasti senza il papà, ok? Ovviamente un dolore lo stesso, anzi lì aumentato dalla cattiveria e aumentato anche dal fatto che era voluto, non aveva l'attenuante che era ubriaco, che era un pazzo, ma era voluto, ok? Allora, dietro questo ragazzo che si è fatta la sua pena, la sua condanna, accanto c'è il dolore di una mamma. Quindi piangevano la moglie del poliziotto, la moglie della vittima e la mamma del reo, la mamma del carnefice. Tutte e due un dolore e una disperazione pazzesca che ha trovato un poco di pace soltanto quando queste persone, per grazia forse divina o per lavoro degli operatori, si sono potute incontrare, perché solo così si esce questo dolore. Solo così si esce da questo dolore, dal fatto che i dolori simili si incontrano. Fermo, dottor Monaco, fermo. Allora sì. Lei dice incontriamoci, però questa persona aveva la possibilità di girarsi e di chiedere scusa ai genitori, certo, e non l'ha fatto, eppure era là. Siamo sicuri che vogliono veramente chiedere scusa? Perché io sento, dottor Monaco, molti avvocati che ospito che dicono mai, non vogliono, non ci credono, non gliene frega niente di chiedere scusa, me lo dicono gli avvocati. Allora com'è la storia, dottor Monaco? E allora queste persone devono stare in carcere. Eccola, quello che dico anch'io. Allora queste persone la giustizia riparativa è una pratica che si fa nella sincerità. Poi le strumentalizzazioni non vanno giustificate. Ma se una persona fosse veramente pentita, nel senso vero, non religioso, ma proprio nel senso umano, della solidarietà umana, allora questi sono percorsi che sono possibili. Allora ha senso la riduzione della pena. Allora ha senso. Sì, poi però lì bisogna entrare nello specifico, Barbara, bisogna entrare veramente nello specifico. Allora lasciamo Barbara, rimanga con noi lei, dottor Monaco, perché devo chiederle altre cose che riguardano i minori. Lasciamo Barbara, perché questa mattina è già stata brava ad arrivare qua. Io Barbara ti ringrazio della tua testimonianza e del tuo coraggio. Grazie a lei. Ecco, e lasciamo libera Barbara, perché veramente io non finirò mai di ringraziare queste mamme che si rimboccano le mani, che vanno nelle scuole e cercano veramente che queste cose non accadano più, però abbiamo dopo questi personaggi che non chiedono neppure scusa, dottor Girolamo, ma questa è dura da accettare. Grazie Barbara, grazie veramente, buona giornata. Allora sentiamo anche la professoressa Scalia, questi minori che dice il dottor Girolamo, che fanno degli atti incredibili, di una violenza inaudita, voluti, eppure sono ragazzi che vanno a scuola, non sono proprio ragazzi che non sanno cos'è il male e cos'è il bene. E questo, come ad esempio, qua lo chiedo anche al dottor Girolamo Monaco, io sono 2 o 3 anni, professoressa, che dico che io farei votare i sedicenni. Io li farei votare perché, dottor Monaco, come diamo il patentino e li mettiamo sulle 2 ruote nelle strade, gli diamo questo patentino, forse dobbiamo anche dare loro la possibilità di esprimersi con il voto. Non è che scopro l'acqua calda, lo fanno anche in altri paesi europei. Lei da che parte sta, professoressa? Poi sentiamo anche il dottor Monaco. Io i ragazzi li vedo, dipende molto da persona a persona, ne vedo tanti, e quindi se è vero che alcuni ragazzi effettivamente hanno raggiunto un grado di maturazione tale per il quale ritengo possano essere in grado di esprimersi
anche attraverso il voto, altri li vedo invece ancora molto bambini. Vedo che rispetto a volte ai sedicenni, ai 17enni di 10-20 anni fa sono molto indietro e quindi hanno ancora un percorso lungo da affrontare, per cui lì è molto soggettivo la cosa, per cui dovendo guardare nell'insieme e alla luce di tutte quelle fragilità che colgo e di tutta quella anche immaturità che noto spesso tra i ragazzi a scuola, non anticiperei, ma appunto è una mia, insomma, però non è neanche vero che neppure i trentenni, i quarantenni, i sessantenni sono così sono preparati al voto, professoressa. Allora, se vogliamo cambiare un po' sto mondo, non è che possiamo magari provare a vedere cosa salta fuori, visto che diamo loro, ripeto, il patentino e li mettiamo in una strada, perciò li intrighiamo in maniera molto importante. Dottor Monaco? Allora, il tema della responsabilità è molto grosso, professoressa, è molto grosso. Così come anche oggi il tema del discernimento tra il bene e il male è molto grosso, e io credo che c'entra molto anche come la cultura del web è diventata invasiva, la cultura dei like, perché per oggi la cosa buona è la cosa se ci sono 1000 like, ok? Più like ho e più faccio la cosa buona, ma buona per chi? Buona in che senso? Buona in che senso? Noi viviamo in una cultura, purtroppo, dove la questione del bene e del male non è più considerata. Io ho seguito ragazzi che buttavano le pietre dal cavalcavia, ok? E mi dicevano, ma che male c'è? Che male c'è a buttare pietre da un cavalcavia quando tutti lo fanno? Che male c'è a vestirsi, a tagliarsi o a fumare le canne, gli spinelli, quando tutti lo fanno? Che poi è una questione che coinvolge anche il mondo degli adulti. Che male c'è a timbrare al comune e poi andare a fare la spesa mentre tutti lo fanno? Allora, il tema della responsabilità riguarda sia il mondo dei minori che il mondo degli adulti. Questa è la mia opinione. Io ho visto ragazzi a 14 anni responsabilissimi, così come ho visto persone a 40 anni pericolosamente immorali. Pericolosamente immorali. Il tema della responsabilità riguarda la moralità ed è un problema educativo che riguarda, e io guardo il fondo, perché in carcere arrivano i minorenni che hanno fatto i gesti estremi, ma c'è tutta una vita adolescenziale che si vede nelle piazze, che male c'è fare baldoria a luna di notte e a disturbare i vecchi? Ci giocavamo, ci divertivamo, la stessa questione di Barbara. Che male c'è farsi il giro dei bar e ubriacarsi? Il tema è il tema della moralità, che oggi è in crisi. Professoressa, la riflessione è grandissima, grandissima. E vi ringrazio per avermi dato questo spazio per poter dire questa opinione, che io ormai da 10 anni che almeno tocco quotidianamente. Che male c'è a fare il bullo, a prendere in giro un bambino handicappato mentre tutti e nessuno si oppone? Aspetti che sentiamo anche la professoressa, così sentiamo un po', prego professoressa, come commenta le parole del dottor Girolamo Monaco? Sì, sono d'accordo, la responsabilità individuale, quello che sottolineavo prima, insomma, è fondamentale. E dunque noto anch'io questa crisi morale che, appunto, come ha sottolineato lei e il direttore, è una crisi che coinvolge tutta
la società, quindi gli adolescenti chiaramente che sono in crescita, ma anche il mondo degli adulti. Perché vedo in difficoltà anche il mondo degli adulti, vedo insomma, sì, per cui è un problema grande. Io punto insomma nel mio piccolo, con il mio lavoro a intanto lavorare sui miei studenti, e talvolta laddove ci sono magari casi difficili mi accorgo che poi quei casi difficili hanno alle spalle genitori difficili, genitori in difficoltà, genitori in crisi, e allora lì capisco che insomma lavorare in simbiosi con la famiglia non è possibile, perché la famiglia è latitante, e allora preferisco poi a quel punto lavorare sul ragazzo e avere la relazione con lui in modo da riuscire a recuperare almeno il ragazzo. La famiglia insomma ma almeno il ragazzo, e a volte insomma i ragazzi... Io sarei curiosa di capire cosa scriverà la letteratura di questi anni terribili che stiamo vivendo, di questi messaggi che stanno arrivando a questi ragazzi che non hanno più il futuro nelle loro mani, perché si parla di guerre atomiche, basta schiacciare un bottone e si sparisce, non è che dobbiamo pensare chissà cosa. Questi ragazzi che si vedono rubare il verde, l'ambiente, il green, che loro invece sono portati a questo, sono gli unici che protestano nelle piazze, anche con gesti estremi a volte, pur di farsi ascoltare. Eppure sono loro che protestano anche per noi seduti a casa tranquilli, ma noi vorremmo. Però loro ci mettono la faccia, però vengono segnalati, vengono giudicati, vengono visti male. Ecco, allora è logico che questo ragazzo perde un po' anche il lume della ragione e diventa rabbioso. Ma perché non sono ascoltato? Non sono ascoltato a casa, non sono ascoltato a scuola, perché non ho la fortuna di avere la professoressa Scalia o quel professore che ho detto. Ecco, anzi, vengo estromesso, vengo etichettato, perché magari sono più sensibile, ed ecco che arriva la persona più fragile e io sono veramente in preda al bullo. Ma è lui il fragile, non sono io, ma io non riesco a difendermi dal bullo, perché il bullo ha preso la supremazia, perché questa rabbia fa sì che io diventi ancora più fragile, quando veramente il fragile è lui, e chi ne viene fuori? Ma veramente, dottor Girolamo, lei io lo so che lei si occupa molto di minori, ma guardi che questi stanno veramente alzando l'asticella, e sono pochi, quello che io voglio dire, rispetto a quelli bravi. Ma quelli bravi ormai hanno paura di uscire di casa, perché incontrano questi gruppetti che sono pochi e che nessuno li ferma, dottor Girolamo. Non vorrà mica dirmi che non possiamo fermare questi ragazzini che tengono in pugno sindaci, forze dell'ordine, cittadini? No, dottor Girolamo, non ci sto. Allora dividi e ti impera, a questo punto penso, prego. No, il tema è questo, è la presenza. Allora, questi gruppi, queste bande, questi baby gang come oggi, occupano spazi lasciati vuoti dagli adulti. Se in un centro commerciale ci fossero adeguate presenze di vigilantes o di vigili urbani, queste cose, se le piazze fossero con presenze, allora il male in generale eticamente occupa lo spazio lasciato libero dal bene. La professoressa ha accennato una cosa importantissima, che è la questione dell'ascolto. I giovani non vengono ascoltati. Perché non vengono ascoltati? Perché ascoltare è difficile, perché ascoltare inquieta, perché se io ascolto poi devo fare qualcosa, perché se io ascolto mi devo interrogare, ok? Questo è quello che gli adulti non sanno fare. Dietro ogni bullo c'è un adulto che sta in silenzio. Non vorrei generalizzare, ma il silenzio degli onesti,
il silenzio dei responsabili. Ecco, io credo che non bisogna minimizzare, cioè per cui ogni gesto è segnale di qualche cosa. No? Per dire mi ha rubato la merendina, va bene, lasciagliela fare. No? Dal piccolo bisogna essere presenti, ma la presenza costa, non in termini economici, ma in termini di parole. Noi viviamo in una società che non ha più parole per dire basta. Dottor Girolamo, lo dico anche alla professoressa Scalia, questo caso che è capitato proprio qui a Sveglia Veneti, di un papà che ha chiamato in diretta, professoressa, dicendo mio figlio è stato sospeso da scuola 3 mesi, anche più, mio figlio ha fatto qualcosa che non doveva fare, ma non così grave da essere sospeso per tutto questo tempo, e mi ha chiesto: per lei Mirella la scuola è inclusiva o esclusiva? Mio figlio ha perso la mamma da pochi anni, non riesce a gestirsi perché non sta mai fermo, e io non voglio fargli cambiare scuola perché sennò mio figlio esce con un marchio e io questo non lo voglio. Ho preso un avvocato perché voglio capire cosa è successo bene. Io ho parlato con il figlio, ho chiamato il papà perché in diretta non lo potevo fare, ho chiamato anche il figlio e gli ho chiesto: dimmi la verità, cosa hai combinato, perché 3 mesi sono tantissimi. Fatalità, quel mattino avevo quell'insegnante che sale sul Monte Bianco, fatalità tutte le mattine, che anche lui non si spiegava bene questa cosa, perché 3 mesi sono tantissimi. E ho detto: dimmi la verità, cosa hai fatto? Non ho fatto, secondo me, tanto quella cosa grave per questa sospensione. Sì, ho partecipato, è vero, ho partecipato, però non meritavo questo, e questo mi fa molto male perché non lo trovo giusto. Allora ho chiamato il sindaco. Ho chiamato il sindaco e ho detto: ascolta, vedi cosa sta succedendo, perché anche l'insegnante che era ospite a Sveglia Veneti ha detto: è tanto, sono tanti 3 mesi, deve essere fatto proprio una cosa gravissima. Sì. Il sindaco ha cercato di parlare con questo dirigente, alla fine non siamo venuti fuori, nel senso che mi ha detto: lui continua così. Gli ho detto: guarda che ha preso l'avvocato, è peccato andare in tribunale, ho detto che facciano quello che vogliono, questa è la mia decisione. Poi ho chiamato anche una dirigente, 2 dirigenti, uno nazionale e uno del territorio degli istituti scolastici, dei dirigenti, e anche loro molto perplessi, perché nel momento, dottor Girolamo, che questo genitore, questo ragazzo arrivano al tribunale con questo dirigente, ma è la scuola? Ascolti. È la scuola che è fallito, a mio avviso. Aspetti. Prego. Guardi, stiamo riprendendo il tema della pena. A che serve la pena? Allora, cosa ha fatto questo ragazzo? Ha devastato la scuola? Ha partecipato a un'aggressione? Ok. 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Il punto non è la durata. Questo volevo dire io prima. Il punto non è la durata, il punto è il senso della pena. Perché se noi questi 3 mesi, lo vorrei dire al papà, lo vorrei dire all'avvocato, se noi questi 3 mesi li riempiamo di contenuti, facendo considerare tutta la storia di vita del ragazzo, perché la violenza non è mai gratuita, la violenza ha sempre una radice, si parla della mamma che è morta, si parla delle difficoltà di questo momento, allora questi 3 mesi diventano significativi, allora questa persona, questo giovane avrà la possibilità di cambiare. Il tema non è la punizione, il tema è il cambiamento. Io vorrei dire a quel papà: usiamo questi mesi. Io lavoro con persone che hanno le pene detentive, ok? Quando mi arriva uno che ha preso 9 mesi, 1 anno per un furto, allora io gli dico: fermati, forse è il senso della tua vita che ti dice ti devi fermare. Forse vorrei dire a quel papà arrabbiato, giustamente arrabbiato, perché non sente riconosciuto il dolore di suo figlio, dolore manifestato attraverso l'aggressività, immagino.
e gli vorrei dire al papà: usa questi 3 mesi per fare un percorso evolutivo e significativo nella vita di tuo figlio. Fermo, dottor Girolamo Monaco, sentiamo, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Professoressa, ma non è che questo questo ragazzo potrebbe aver fatto questo percorso che dice il dottor Girolamo a scuola? Allora, perché è quello che certo, chiede il papà. Certo. Perché lo vedo a casa sul divano con una didattica a distanza, mezz'ora, perché non lo lasciate invece tornare a scuola e fare un'educazione diversa? Sicuramente lasciarlo a casa 3 mesi in un ambiente nel quale il ragazzo appunto ha già dei disagi non è assolutamente la scelta migliore. A scuola dovrebbero esserci delle risorse, ecco, la scuola dovrebbe avere delle risorse, gli strumenti e anche il personale specializzato e preposto a questo, perché ho visto in passato ragazzi con delle sospensioni e con però obbligo di frequenza che alla fine diciamo poi limitavano ad aiutare il personale ATA nelle loro mansioni, ma questo non è insomma un percorso rieducativo. Quindi ci vorrebbero risorse, ci vorrebbero strumenti, ci vorrebbe personale qualificato e preparato. Certamente lasciarlo a casa 3 mesi è la scelta più sbagliata, perché non va appunto nella direzione prima citata dal direttore, che è quella della invece rieducazione del ragazzo stesso, quindi va ad acuire invece un vuoto educativo, dei problemi, ecco, che sicuramente non solo non saranno sanati ma saranno anche aggravati e acuiti da questo. Professoressa, non pensa che proprio la scuola dovrebbe fare questo che lei dice con la cultura, ecco, con la letteratura? Certo. Ecco, tu hai fatto questo, perciò al mattino vieni a scuola, al pomeriggio ritorni a scuola e vediamo di fare un percorso rieducativo. Ma chi è che fa questo percorso rieducativo se non abbiamo insegnanti, non abbiamo tutori, non abbiamo niente, perché i numeri mancano? E allora la cosa più facile qual è? Togliere il ragazzo dalla scuola, così mi tolgo il problema, non ce l'ho più, non disturba più, non mi crea più tensione in aula, lo tengo a casa e ho risolto il problema. Ma l'abbiamo risolto o peggiorato? Perché vede, dottor Girolamo, anch'io, lei lo sa, faccio questi percorsi, ma non vorrà mica dirmi che rieduco il ragazzo portando la borsa della spesa? No, perché non ci sto più. Non ci sto più, dottor Girolamo. Oppure portare la nonnina a spasso, che poi vedo il ragazzo da una parte e la nonna da un'altra e lui col cellulare. Cioè non ci siamo, dottore, prego. E lì interviene il sindaco che potrebbe finanziare un progetto di accompagnamento educativo. Cioè la scuola da sola non ce la può fare. Il carcere da solo non ce la può fare, la chiesa, persino la chiesa da sola non ce la può fare, il sindaco da solo non ce lo può fare. Allora ci vorrebbe veramente una sinergia di interventi. Sì, ma per fare questo, dottor Monaco, ci vogliono i soldi. I sindaci sono quelli che hanno la coperta più corta, dottor Monaco. Si chiede ai Lions, si chiede ai server, si chiede alle banche. Cioè, il punto è questo: la civiltà si misura nella misura in cui la società, nelle parti sane, riesce a intervenire in favore delle parti deboli. Questo giovane violento che è stato espulso per 3 mesi è una parte debole che deve essere guardata e curata. Anche la psichiatria, la neuropsichiatria, la psicologia, cioè ci sono tante risorse che possono essere attivate, i soldi si trovano. Se una società vuole fare una cosa buona, i soldi nel privato, nel pubblico si possono trovare. Non ci sto, dottor Girolamo, ma se noi del mondo del volontariato dobbiamo girare coi commercialisti per pagare per fare i volontari, ma le sembra che ci sia qualcuno che ascolta le sue parole, quelle della professoressa, che avete veramente le idee chiare su quello che potrebbero essere dei percorsi rieducativi importanti? Ma dottor Girolamo, no, mi scusi,
il mondo del volontariato che gira col commercialista e paga per fare il volontario perché sennò non riesci a stare ad esserci. Ma è pazzesco quello che sta succedendo. Questa è la verità. I ragazzi se sono così rabbiosi, quei pochi, perché gli altri sono bravi. Pensi, dottor Girolamo, lo dico anche alla professoressa, ho avuto una ragazza, una studentessa, che suona poi il violino elettronico, ma meraviglioso. Sa cosa ha detto? Siate fiduciosi perché noi ci riusciremo ad avere un mondo migliore. Noi siamo ottimisti. Questo messaggio ha detto questa ragazza. È la speranza di cui parla. Sì, è questo. Se il mondo degli adulti abdica alla speranza, il mondo è perso. Sì, però fa ben sperare sentire questi ragazzi, perché allora noi siamo i pessimisti. Loro dicono, aspettate, vedrete che ce la faremo, un passo alla volta, ma noi siamo ottimisti e fiduciosi del cambiamento che noi, ha detto, faremo. Professoressa. Scusate, io devo chiedere scusa, però purtroppo devo chiudere. La salutiamo, dottore, grazie, spero di averla in presenza oppure anche proprio in diretta via Skype. Quando verrò a Treviso, perché devo venire, mi farò sentire e spero tanto di poter venire in presenza. Grazie. Intanto vi abbraccio e vi ringrazio della disponibilità. Grazie a lei, dottor Monaco, grazie della voce che mi avete dato. Grazie, salutiamo anche la meravigliosa isola Sicilia che abbiamo la fortuna di avere. Allora, professoressa, come concludiamo? E queste parole di questa ragazza meravigliosa che studia, che poi dà questo anche senso della cultura, l'importanza della cultura, prego. Ci sono tanti giovani, io li vedo nella scuola, ci sono tanti giovani che hanno, insomma, che trasmettono questo messaggio positivo, hanno tanta energia, tanta voglia di farcela, di andare avanti, bisogna incoraggiarli, sostenerli, avere fiducia in loro e trasmettere questa sensazione di fiducia. I ragazzi devono sentirsi sostenuti, devono sentire che c'è fiducia da parte nostra e che noi crediamo in loro. Se noi saremo in grado di fare questo e di affiancarli laddove appunto emergeranno o ci saranno fragilità, sicuramente il cammino dei ragazzi, pur arduo, potrà essere positivo. Io sono fiduciosa. Professoressa, potremmo essere un po' fiduciosi anche noi che voi sapreste e saprete gestire la rabbia in emozione, un'emozione positiva. Io mi ricordo questo ragazzo che mi ha detto: mia mamma non mi abbraccia mai quando esco da casa al mattino, mi dice solo hai fatto bene il letto, hai messo a posto l'armadio, mai un abbraccio. Forse non è che loro hanno bisogno di un abbraccio, di un calore umano che non c'è più. Questo abbraccio che loro lo fanno quando si incontrano, lo dico quasi tutte le mattine, la prima cosa che fanno quando si incontrano si abbracciano, si toccano, loro hanno bisogno, non stanno a distanza, proprio vedi, forse siamo noi che non riusciamo a cogliere, perché come dice il dottor Monaco, l'abbraccio impegna perché magari lui ti guarda e tu devi guardare questo figlio, questo ragazzo o ragazza, e questo ti mette in crisi perché sai che non sei un buon genitore magari. E allora eviti l'abbraccio e punti sempre nella colpevolezza. Ecco, a questi genitori cosa vorrebbe dire la professoressa Scalia, che con questa letteratura dell'emozione e della rabbia sta cercando di mettere del suo famosa goccia nell'oceano? Di mettersi, come diceva prima il direttore, di mettersi anche in ascolto dei propri figli, perché i ragazzi hanno tanto da dire. Sono rientrata proprio ieri sera tardi da un viaggio di istruzione a Firenze con una classe. I ragazzi hanno veramente tante cose da dire, hanno tanta voglia di comunicare con noi, hanno tanta voglia di far passare le loro emozioni positive o negative che siano, e noi dobbiamo essere disposti ad ascoltarli. L'ascolto è fondamentale in qualsiasi relazione. Non possiamo pensare di creare una relazione insegnante, discente-docente se non c'è l'ascolto, che deve essere fondamentale, non può essere un ascolto unilaterale. Il ragazzo mi ascolta, ma anche noi dobbiamo metterci in ascolto, e quindi inviterei i genitori ad ascoltarli. Sebastiano
Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano, scusami ma avevo il direttore in linea, non potevo interrompere, prego. No, non c'è problema signora Minella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, io volevo appunto dire che do ragione a lei, cioè do del parere, se un giudice ti dà 10 anni, tu ti fai tutti 10 anni di carcere. La buona condotta deve essere, secondo me, così. Il giudice ti dà 10 anni, tu ti fai 10 anni. Se in questi 10 anni ti comporti bene, tra 10 anni esci dal carcere. Se ti comporti male, aumenta la pena. Non è più 10 anni, ma sono 12, 13, 14, dipende dalla gravità di quello che fai. Perché altrimenti qua facciamo capire che chi va in galera è la vittima e la vera vittima che ha subito un danno magari non è più vittima. Cioè, dobbiamo essere chiari, cioè, se io oggi esco da casa mia e vado a fare, che c'è un esempio che non è cosa mia, vado a fare una rapina, io sono consapevole che se vado a fare una rapina e vengo beccato vado in galera, e quindi se mi danno 20 anni, 30 anni, quello che è stata una mia scelta di andare in galera, ma la vittima non è stata la sua scelta di fare la vittima. Quindi per me le leggi devono essere chiare, ti fai 10 anni, se ti comporti bene da 10 anni esci, se ti comporti male aumenta la pena, cioè niente di che. E dopo in questi 10 anni che tu ti fai il carcere, tu mi fai dei lavori socialmente utili per pagare poi le vittime, se hai fatto la vittima, che se hai fatto delle vittime naturalmente hai fatti, e paghi i danni a chi hai fatto il danno. La ringrazio signora Minella e buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Grazie a te Sebastiano. Allora, prima di concludere vorrei vedere questo video, anche se non c'è più il dottor Monaco Girolamo, questo video che ha fatto appunto molto bello, come una rondine. Poi lo commentiamo con la professoressa Scalia e la salutiamo. Dentro una stanza con un nodo in gola, per tutto il male fatto che ogni giorno mi divora, il cuore fatto di pietra, la testa non ragiona, ho cancellato i sogni insieme alle speranze, ho calpestato merda in queste strade storte, ho lottato tante volte faccia a faccia con la morte, ho cancellato i sogni, non si avvereranno più, ho perso tante cose, non ne posso più. Come una rondine voglio volare per dimenticare chi mi ha fatto del male. Come una rondine io voglio volare verso qualcuno che mi possa amare. Ho tante storie ancora da raccontare e tanto amore, amore da dare. Come una rondine in velocità e godermi la mia libertà. Chiuso dentro la cella, non sono a casa mia, lontano dai miei cari, non so quanta nostalgia. Non riesco a dire ciò che penso a causa dell'orgoglio, sfogo la rabbia in ogni pensiero, lo trascrivo sopra un foglio. Io non mi piango ancora un figlio che ha sbagliato tanto, un figlio che ogni giorno pensa e vive nel rimpianto. Ora sono stanco di restare giù, come una rondine, volare sempre più su. Come una rondine voglio volare per dimenticare chi mi ha fatto del male. Come una rondine io voglio volare verso qualcuno che mi possa amare. Ho tante storie ancora da raccontare e tanto amore, amore da dare. Come una rondine in velocità e godermi la mia libertà.
Adriana in linea. Ciao Mirella. Scusami per ieri Adriana, ma non ce l'ho fatta. Non ho trovato quel signore che ha parlato fino adesso. Agli alcolisti anonimi, no, dico, come si fa a parlare così? Io non ho provato niente di tutto quello che ha detto, guarda, no, è un incompetente, direi. Lui ha 5 figli e ha detto, ma ne ha perso uno, no, non può capire. Guarda, se fossi stata là l'avrei insultato, veramente, guarda, una cosa vergognosa. Ma quello è siciliano, non sa mica guarda, è una cosa abominevole proprio sentirlo parlare, e anche sembrava uno che quello non è neanche competente di fare l'educatore. È una cosa, va bene Mirella, basta così, sono già incazzata. Sì, beh, lo sai, tutte le mattine conosciamo la nostra Adriana. Ecco, ognuno poi fa le proprie riflessioni, ci mancherebbe, siamo in democrazia, ognuno è libero di ascoltare come vuole ascoltare o di sentire se non vuole ascoltare. Allora, professoressa, questo video la dice lunga su quello che magari noi pensiamo nel giudicare. Ecco, queste etichette che mettiamo a questi ragazzi che escono da questo carcere, da queste comunità, invece di accogliere, di capire il perché è successo questo. Il problema è che se anche il carcere cerca di rieducare in qualche maniera, anche se io non ci credo, quando esce chi è che lo prende per mano? Questa persona che esce? Chi lo prende per mano? È là il problema. Ecco, anche qua la scuola potrebbe nel pomeriggio, ecco, cercare con la letteratura, magari con Paolo e Francesca, col conte Ugolino, che li intrigherebbe magari a capire chi è il conte Ugolino e chi è Paolo Francesca. Prego, professoressa. Poi dipende dall'età, ci sono anche le scuole serali, io ho insegnato anni fa in una scuola serale e lì avevamo appunto giovani, insomma, che avevano età diverse, anche adulti, insomma, di età avanzata. Sicuramente la scuola serale può essere un'ottima alternativa. Io ho conosciuto ragazzi che avevano attraversato la devianza ed avevano poi ritrovato, insomma, un percorso, una via, e stavano cercando di ridare un senso alla loro vita. E anche lì la scuola è fatta di incontri, anche lì la fortuna è poi incontrare quei docenti che riescono poi ad accendere una passione, a farti, insomma, trasmetterti qualcosa e a farti capire anche quale possa essere il tuo talento. Perché la letteratura può fare questo, professoressa? La letteratura sì, secondo me può fare questo, può aiutarti, sicuramente ti aiuta a vedere la vita con occhi più critici, ad analizzare, a interpretare la vita e anche a gestire appunto le emozioni, come anche la rabbia. Quindi le emozioni negative possono essere, ecco, aiutate, possono essere controllate laddove c'è una conoscenza, un sapere dato appunto dalla letteratura. Oppure anche la gelosia, pensiamo, no? Oggi si parla tanto anche di questa immotivata gelosia. Abbiamo un protagonista, il protagonista di un poema meraviglioso come l'Orlando Furioso, che appunto si distrugge, devasta tutto proprio perché è accecato dalla gelosia. Allora, aiutare i ragazzi a comprendere l'irrazionalità di gesti che non possono essere giustificati e che lì chiaramente vengono, insomma, sublimati attraverso la poesia di Ariosto, può aiutarli però a riconoscere poi la propria gelosia, a dominarla, a gestirla. E abbiamo intrigato il pubblico a casa, adesso abbiamo Roberto da Salzano, poi salutiamo la professoressa. Vai Roberto. Buongiorno, la saluto e saluto la sua ospite. Guardi, le telefono perché quando lei... Non ascoltare la televisione, parla il telefono. Volevo dire, saluto lei e la sua ospite. Sto telefonando perché quando lei ha detto che potrebbero votare i ragazzi di 16 anni mi sono venute... Mi è venuto... Quando ho sentito lei... Sì, ma guarda che ti ascoltiamo, non ascoltare la televisione. Quando ho sentito che lei ha detto che sarebbe giusto far votare i ragazzi di 16 anni mi sono venute la pelle d'oca. Lo sa perché? Perché i giovani d'oggi non ti ascoltano più, ci vogliono gli esempi. Ne vorrei fare un esempio: io ho 73 anni e ho 2 figli di 42
48 anni. Quando avevo 14 anni e ho finito le scuole medie, mio papà mi ha detto: guarda Roberto, tu non puoi più andare a scuola perché abbiamo problemi a casa. Mi sono arrangiato da solo, ho trovato il lavoro. Mio papà mi ha dato la libertà e la responsabilità di quello che dovevo fare. Adesso i giovani d'oggi non gli diamo nessuna responsabilità perché li accompagnano fino a 20 anni si appoggiano solo a noi. Quindi si dovrebbe ritornare a questi giovani, dare la loro responsabilità. Noi vediamo che da quando hanno 14 anni ai 20 anni c'è un vuoto totale nella società, perché io parlavo con delle piccole, non ci sono più gli imbianchini, gli idraulici, gli elettricisti, noi vogliamo per forza farli studiare. Se tu parli assieme a questi giovani, quando lei ha detto li facciamo votare a 16 anni, di politica, di interesse sociale, non sanno niente, la maggior parte di questi giovani sono solo appoggiati alla tecnologia, sia questa tecnologia avanzata ci ha portato indietro nel tempo, ma non in positivo, in negativo. Questi giovani dovrebbero vedere degli esempi da noi. Io parlo per me, la mia società, quelli della mia età hanno fatto molti danni, perché noi ai giovani abbiamo dato sempre troppo e tutto. Quindi questi giovani la società dovrebbe riprendersi e dirgli: guardi che tu non hai solo la famiglia per i tuoi interessi, devi dare una mano alla famiglia. Invece in questo momento a questi giovani non diamo nessuna responsabilità, li portiamo sempre sotto la nostra... Siamo delle chiocciole. Grazie Roberto, devo chiudere perché devo congedarmi dalla professoressa, devo fare anche i saluti. Vedi Roberto, là è che purtroppo si fa il minestrone e si spara sul mucchio, ci sono dei giovani e altri giovani. Tu eri un ragazzo a 14 anni responsabile, io ti posso assicurare che ne abbiamo molti di responsabili e anche che sanno veramente quello che vorrebbero avere e che purtroppo non ce l'hanno per i motivi che abbiamo detto. Come ci saluta professoressa? Cosa vuole dire il nostro Roberto che ha chiamato? Sì, che sicuramente c'è questa tutela da parte degli adulti a volte, no? E questo sostituirsi ai giovani, però appunto poi la differenza la può fare senza dubbio la scuola e la fa molto spesso anche la famiglia, perché è la famiglia che che dà l'imprinting insomma iniziale, quindi anche questo insomma va considerato e vanno responsabilizzati, per cui spazi di autonomia e soprattutto ecco, la necessità di responsabilizzarli progressivamente va anche demandata insomma a volte anche alle scuole, che dovrebbero appunto anche loro aiutare i giovani ad acquisire questo a quei senso. Giovani che magari stanno che prendendo non l'hanno, esatto, ecco, il percorso giusto, prendono quello sbagliato. Allora grazie alla professoressa Rossana Scalia. Educare i giovani e riconoscere emozione e rabbia attraverso la letteratura. Grazie professoressa. Pubblicità. Il 2024 si è chiuso con 262 episodi di aggressione, ricordiamo però che 188 sono aggressioni verbali e i rimanenti sono fisiche. Ricordiamo anche che con necessità di cure, di queste 262 aggressioni, 9 hanno avuto necessità di cure. È un numero sicuramente importante ed è un numero che fa chiaramente riflettere sul modo con cui le persone si pongono nei confronti appunto dei sanitari. Questi dati sulle aggressioni a medici e infermieri nel 2024, raccontati dal direttore generale dell'azienda ospedale Università di Padova, Giuseppe Dalben, nella giornata nazionale di educazione e di prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Nel 2024 a Padova ci sono state 262 aggressioni, psichiatria e il pronto soccorso, i reparti in cui si sono verificate più violenze. Sono sempre numeri che fanno riflettere su come uno si pone nei confronti appunto del sistema sanitario, degli operatori del sistema sanitario, che sono qui appunto per servire le persone che arrivano ai nostri servizi e le servono nel migliore dei modi. Molto è stato fatto e forte è la collaborazione con le forze dell'ordine.
dell'ordine che garantiscono presidi all'interno delle strutture. Non bisogna però militarizzare la sanità, ma cercare di capire cosa ha portato ad un cambio di atteggiamento nei confronti del personale sanitario. Siamo veramente ad un livello impensabile tempo fa, anni fa. Basta pensare al tempo del Covid, voglio dire, com'era diverso il rapporto tra le persone, la comunità e il sistema sanitario e gli operatori. Dobbiamo fermarci assolutamente, va recuperato questo buon senso, il senso civico, il rispetto della persona, perché alla fine siamo in luoghi di cura che richiedono appunto questo. Allora io saluto il sindaco di Possagno Valerio Favaro di essere qui con noi, saluto anche Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso. Grazie Susanna anche a te di essere qui con noi. Sono partita con questo servizio perché prima ho avuto il direttore del carcere penale, dell'istituto penale per minorenni a Catania, il dottor Girolamo Monaco, che ha detto i sindaci possono fare molto, devono investire di più su quello che è un'educazione anche dei loro cittadini, delle famiglie e dei ragazzi. Io però gli ho anche risposto, sindaco Favero, che per fare questo bisogna investire. I sindaci sono quelli che hanno meno risorse di tutti e lui mi ha contrabbattuto dicendo ma possono chiedere alle tante fondazioni ricche che abbiamo, e ne ha citato anche alcune, o trovare degli sponsor. Sentiamo come risponde lei, sindaco Favero, al dottor Monaco, che dice se si vuole si può. Allora sicuramente si può fare tanto e cerchiamo di fare tutto il possibile. Come hai detto bene tu, le risorse dei comuni sono sempre minori. Voglio ricordare solo che negli ultimi 10 anni le risorse, i trasferimenti ai comuni sono stati dimezzati, quindi dobbiamo riuscire a fare le stesse cose di prima, se non addirittura qualcosa in più, con la metà delle risorse. Quindi questo è un primo dato incontrovertibile, un dato che ovviamente pesa sulla possibilità da parte nostra di fare le cose, perché lo sai meglio di me, le idee sono tanti, i progetti sono belli, ma poi se non c'è la sostanza non stanno in piedi, ci vogliono le gambe per farli correre. Allora sicuramente possiamo fare, ripeto, lo stiamo cercando di farlo, lo facciamo magari anche assieme alle aziende, ad esempio anche all'azienda ULS con i progetti relativi per dire, mi viene in mente le famiglie a rete, cioè che è un progetto nel quale si cerca di mettere in collegamento delle famiglie che possano dare sostegno a dei ragazzi che magari sono in situazioni di difficoltà proprio perché magari a casa hanno delle situazioni difficili o critiche. Questo è un progetto che portiamo avanti da anni attraverso l'ULS e attraverso i piani di zona. Ma altri sono i modi che cerchiamo di mettere in campo. Io nel mio comune, un comune piccolo di 2300 abitanti, sono passato nell'arco del mio mandato, diciamo nei 7 anni che sono sindaco, sono passato da un assistente sociale a 16 ore ad averlo a tempo pieno, e adesso riusciremo finalmente addirittura ad assumerla all'assistente sociale del nostro comune. Questo va a significare la necessità di avere un rapporto costante e continuo con i cittadini e con le esigenze sempre crescenti dei cittadini e dei ragazzi, e con lei stiamo facendo molti progetti all'interno della scuola che poi proseguono anche dopo la scuola, nel senso che accompagniamo i ragazzi anche nella fase del pomeriggio con quello che è dei percorsi assistiti ovviamente mirati a quei ragazzi che hanno delle maggiori difficoltà. È vero, però è anche vero che, come ha detto anche il direttore del BEN, ecco, c'è una società arrabbiata, incattivita, c'è una rabbia che veramente non ha età e non ha colore. È questa che dobbiamo gestire, perché se c'è questa giornata per ricordare questi eventi drammatici che vivono anche gli ospedali, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, c'è qualcosa che non va. Si è rotto qualcosa nel meccanismo, forse, e qua lo chiedo a Susanna Maggioni, ritrovare l'ambiente, andare in bicicletta, percorrere questa natura meravigliosa che avevamo, ma che un po' alla volta questo uomo che non si accontenta mai, che vuole più invadere col cemento, sempre soprattutto la politica,
fa sì che veramente qualcuno di noi perda il lume della ragione, soprattutto gli investimenti anche per la sicurezza, è là che ce la giochiamo. Sì, ho la pista ciclabile, ma però se non ho una legge che poi mi dice devi correre solo là in sicurezza, io faccio quello che voglio. Prego Maggioni, com'è la situazione? Voce. Non sentiamo niente. Non sentiamo. Niente da fare. Allora intanto che la Maggioni riesce a fare il collegamento, allora Sindaco, è là il problema grande, si investe poco, si fa fatica a investire su un tema importante che è la sicurezza a 360 gradi, Sindaco. Lei l'ha detto, le risorse sono esigue, però anche lei ha avuto la fortuna di trovare uno sponsor incredibile, questa Fondazione Zanetti che ha rifatto vivere questa gipsoteca meravigliosa, che è una fortuna anche che non ci rendiamo conto di avere due passi da casa. Perciò ci sono questi mecenati che ancora ci credono nella cultura, nella storia e di mettere a disposizione questo bene meraviglioso, questo patrimonio artistico che abbiamo. Prego Sindaco. Sì, sicuramente ringrazio evidentemente il Presidente della nostra Fondazione, il Dottor Massimo Zanetti, che ha accettato di appunto prendere la presidenza del CDA e quindi di guidarci in questo percorso di valorizzazione, di tutela e di promozione del nostro museo, cosa che sta accadendo nel modo migliore, nel senso che l'abbiamo già detto varie altre volte, oggi siamo a circa 60.000 visitatori, il trend è crescente ancora per i prossimi anni e questo fa solo bene al nostro territorio, perché sono convintissimo che la bellezza crea bellezza e quindi crea un atteggiamento mentale positivo in chiunque la vede. Su questo percorso noi abbiamo una forte presenza all'interno delle scuole con i ragazzi, con i laboratori didattici che vanno fatti all'interno del museo, e per i ragazzi del nostro comune abbiamo ogni anno delle visite guidate, perché devono assolutamente sapere chi era Canova, chi vive nel nostro territorio deve conoscere la figura di Canova, perché era sì un artista, il più grande artista neoclassico, ma era proprio anche un gran personaggio dal punto di vista storico e culturale, quindi è giusto che loro lo sappiano, proprio perché, ripeto, vivere la bellezza crea dei circuiti virtuosi, anche secondo me a livello proprio psicologico e mentale, che ci fa creare delle belle idee, delle belle attività, cioè ci porta a pensare al bello, e quindi questo secondo me è importante e doveroso. Sul tema relativo alla natura, noi qua fortunatamente siamo anche proprio alle pendici del Monte Grappa, e quindi con il riconoscimento MAB UNESCO abbiamo dei percorsi naturalistici, abbiamo mappato più di 500 km di percorsi a piedi e in bicicletta da poter fare, quindi stiamo lavorando anche su questo tema, sul tema dell'avvicinamento alla natura e quindi dell'accompagnare le persone all'interno della natura e all'interno di questa ricerca di se stessi e della natura all'interno del benessere. Allora andiamo a vedere anche questa meravigliosa veramente gipsoteca, andiamo a sentire anche la direttrice, la dottoressa Mascotto, su questo museo Canova. Andiamo a vedere. Adesso dovrebbe partire il servizio. Siamo con la direttrice della Gipsoteca Museo Antonio Canova di Possagno, la dottoressa Moira Mascotto. Allora dottoressa, abbiamo finito questa gita con questi ragazzi, questa visita guidata. Complimenti dottoressa per la sua professionalità. Cosa ha notato questa mattina con l'inclusività? Queste persone che escono poco, diversamente giovani, diversamente agili, che però nel silenzio vedi l'attenzione e il rispetto che hanno anche quando entrano in questi luoghi, direi quasi sacri, della delicatezza che hanno. Prego, dottoressa. Devo dire che oggi è stata davvero una giornata speciale e ringrazio la dottoressa di averci coinvolti in questo progetto. Il nostro museo è aperto, sta facendo un percorso proprio per migliorare l'accessibilità e per essere un museo sempre più
inclusivo. Sono contenta che questa intervista venga a valle di questo incontro e non prima. Se fosse stata realizzata prima avrei espresso solamente la mia felicità nell'accogliere questo gruppo di visitatori. Invece adesso posso testimoniare dell'attenzione, come ha detto lei, del rispetto del gruppo verso la collezione, dell'interesse che hanno dimostrato attraverso le domande, attraverso l'attenta osservazione delle opere, però posso testimoniare anche di un arricchimento mio, non solo loro. È stato bello poterli incontrare, è stato direi emozionante, quindi la ringrazio ancora. Dottoressa Mascotto, l'ultima domanda. Lei sa quanto io ci tenevo a questa visita, lei sa quanto io ci tengo a portare queste persone troppo chiuse, a mio avviso, per carità anche su strutture molto belle, però il mondo si apre per loro e l'abbiamo visto oggi con gli anziani, con i diversamente giovani, come li chiamo io, con i diversamente agili, ma soprattutto un appello vorrei fare anche con lei ai direttori generali delle ULSS, ai direttori delle RSA, di far uscire di più queste persone, coinvolgendoli di più magari, cercando l'aiuto anche del mondo del volontariato, perché abbiamo una meraviglia a 2 passi da casa e molti diversamente giovani e anche diversamente agili non conoscono perché non riescono ad arrivare da soli. Cosa vuole dire? Ritorno un po' sulle parole spese prima. Credo che diventi una grande opportunità per loro, una grande opportunità per chi li accoglie, una grande opportunità per quelli che hanno la possibilità di rendere questo possibile. Grazie dottoressa e buon lavoro ancora e grazie ancora per questo supporto che ha dato con la sua professionalità a questa visita bellissima. Grazie. Grazie a lei. Oltre alla dottoressa Mascotto devo ringraziare anche il sindaco Valerio Favero per l'accoglienza che ci ha fatto quel giorno molto particolare, ecco, dove abbiamo capito che forse bisogna investire proprio sulle fragilità, perché da sole non possono difendersi, noi dobbiamo investire su questo. Però saluto anche, è tornata la nostra Presidente FIAB Maggioni, grazie anche a Susanna Maggioni di essere qui. Allora andare al Canova in bicicletta non sarebbe male, ma che percorsi avremo? Cosa sta succedendo? Com'è la situazione veramente, Susanna Maggioni? Sì, mi sentite adesso? Sì, adesso sì, Susanna. Vabbè, meno male, è stato un po' travagliato questo collegamento. E intanto appunto grazie Mirella per l'invito e un saluto alle telespettatrici e ai telespettatori del suo programma che è sempre molto interessante, con interventi molto qualificati e che offrono vari spunti di riflessione sulla nostra vita, sul nostro mondo e sulla nostra società. E volevo intervenire a proposito della questione dell'aggressività di cui si è parlato poco prima, in quanto anche noi come ciclisti purtroppo facciamo i conti spesso con un atteggiamento estremamente aggressivo nei nostri confronti da parte delle persone che si spostano in auto. E questa è una cosa che troviamo assolutamente incomprensibile. Perché in effetti noi usando la bicicletta facciamo anche un favore anche a chi si sposta in auto, nel senso che ogni bicicletta in più è un'auto in meno e oltretutto, come dico spesso, non solo regaliamo spazio fisico in più alle auto a chi effettivamente ha bisogno di spostarsi utilizzando l'auto privata, ma anche miglioriamo, spostandoci in bicicletta, miglioriamo la qualità dell'ambiente, cosa di cui appunto beneficiano tutte le persone. Pensiamo per esempio ai poveri bambini che devono andare a scuola e devono essere accompagnati dai genitori fin sulla porta della scuola o magari fanno quegli ultimi metri prima di entrare a scuola respirandosi tutta la porcheria di tutte queste auto che si affollano davanti agli ingressi delle scuole. Una delle nostre campagne appunto è quella di spingere con le amministrazioni locali affinché vengano allestite quelle che si chiamano strade scolastiche, cioè che ci sia una limitazione del traffico almeno negli orari di entrata e di uscita dalle scuole.
Chiaramente noi andiamo dappertutto in bicicletta, per tornare alla sua domanda, Mirella, una parte preponderante di quella che è la nostra attività è quella proprio appunto di scoprire il territorio, riscoprire il territorio attraverso questo mezzo di locomozione umana estremamente efficiente. Chiaramente con il Covid devo dire che c'è stata un po' una riscoperta, no? Per ovvi motivi, perché ci ricordiamo che all'inizio bisognava restare nel proprio comune, poi si poteva uscire pian piano, e quindi c'è stato un po', per forza di cose, un lavoro da parte nostra di riscoperta di determinati percorsi, e devo dire che anche proprio per la nostra, diciamo così, tra virgolette, la nostra mission, che è quella comunque di favorire una mobilità sostenibile, noi nelle nostre attività ricreative cerchiamo sempre o di partire in bicicletta proprio da casa, da Treviso, quando andiamo a fare delle gite, o di utilizzare l'intermodalità con il treno, e solo proprio se proprio non possiamo farne assolutamente a meno, allora ci spostiamo con l'auto, caricando le bici sulle auto e cercando comunque di accorpare il più possibile, in modo da utilizzare il numero minore possibile di auto. Chiaramente c'è un mondo, appena si esce dalla porta di casa c'è un mondo di percorsi ancora molto belli. Ma pericolosi, Susanna Maggioni, ma pericolosi? Allora, ovviamente noi quando ci spostiamo non usiamo le strade, le statali, le provinciali, se non quando è assolutamente necessario, perché magari c'è da fare un attraversamento, oppure le usiamo se esiste una ciclabile protetta. Non è bello andare in bicicletta lungo una statale, lungo una provinciale, anche se c'è una ciclabile protetta, perché c'è un'effettiva percezione di pericolo fisico ad avere le automobili che ti fanno il pelo e il contropelo. Benissimo, allora adesso devo correre perché devo vedere questo boom di turismo, Gipsoteca Canova Possagno, per capire anche quello che ha detto Susanna Maggioni, perché molti turisti poi usano la bicicletta, amano girare il territorio in bicicletta quando arrivano. Andiamo a sentire. Prima del Covid, nel 2019, raggiungevamo circa 40.000 visitatori all'anno nel museo. Nel 2022 abbiamo toccato i 73.000 visitatori. Oggi, l'anno scorso, ci siamo attestati intorno ai 60.000 visitatori. Consideriamo però che per 6 mesi la Lazzari è rimasta chiusa, quindi insomma l'aumento è esponenziale, ne siamo veramente contenti. Boom di turisti a Possagno dopo i lavori che hanno interessato la Gipsoteca. Il 40% di coloro che visitano la Pedemontana arriva per ammirare le opere di Antonio Canova, ora in un allestimento che ne valorizza ancor più la bellezza. Nel 2017 abbiamo restaurato la prima parte della Lazzari e ad oggi abbiamo restituito l'intera La Lazzari, completamente ristrutturata appunto dal punto di vista sia sismico che il nuovo impianto illuminotecnico. Nell'area tra Asolo e Grappa aprono 9 infopoint per accompagnare i turisti alla conoscenza di un territorio che sta puntando molto a valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, mirando ai numeri ma soprattutto alla qualità del turismo. Tutti interventi fatti per puntare a quello che è un turismo di qualità, un turismo di alta qualità al quale vogliamo puntare come paese, come comune di Possagno, ma come territorio intero. Allora, Sindaco Favero, com'è la situazione per quanto riguarda la sicurezza del turista che arriva, ma anche del cittadino, della persona che ha bisogno di spostarsi? Io lo so che lei è molto attento anche con le barriere architettoniche, sta cercando il meglio, ma bisogna avere investimenti, non c'è niente da fare, là è il problema grande. Prego, Sindaco.
Allora, noi negli ultimi anni abbiamo realizzato 2 nuove piste ciclabili proprio per mettere in sicurezza questi percorsi di cui parlavo prima, che abbiamo tracciato tra la parte della montagna e anche la parte del fondovalle, quindi per riuscire a creare queste situazioni protette e la possibilità di venire a trovarci in sicurezza, in totale sicurezza, anche chi si muove con la bicicletta. Come dicevi, abbiamo fatto e stiamo realizzando, abbiamo presentato adesso il PEB, quindi il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle aree aperte al pubblico e quindi per tutto il comune, questo studio fatto nel cercare di abbattere sempre di più tutte quelle barriere per trovare le soluzioni corrette per rendere fruibile il nostro paese, il nostro museo e il tempio a tutte le persone, così da poter far godere di queste bellezze a tutti quanti. Grazie Sindaco Valerio Favero. Sentiamo come ci saluta, dopo aver sentito le parole del Sindaco Favero, Susanna Maggioni. Prego Susanna. Mirella, diciamo che le nostre città, i nostri paesi generalmente hanno un impianto architettonico di matrice rinascimentale, medievale, no? E quindi è molto spesso difficile fare delle ciclabili dappertutto. Le ciclabili protette in sede propria vanno fatte appunto sui drittoni, sulle statali, sulle provinciali. Noi riteniamo che all'interno dei centri urbani abbia molto più senso avere un limite di 30 all'ora diffuso, in modo da aumentare la sicurezza per tutte le persone che si spostano con qualsiasi mezzo utilizzino, sia la bicicletta che la macchina, perché sappiamo che un impatto con un pedone o una persona in bicicletta da parte di una macchina a 50 all'ora 8/9 volte su 10 è mortale, mentre invece un impatto a 30 all'ora la percentuale si ribalta completamente. Quindi per noi riteniamo che sia importante anche avere delle limitazioni della velocità in modo da aumentare la sicurezza per tutte le persone. E questo è un bel segnale, bisogna veramente fare squadra, capire che la sicurezza va veramente supportata, perché di vita ne abbiamo una sola, non è che ne abbiamo tantissime, e visto anche quello che sta succedendo avremo bisogno di stare all'aria aperta. Adesso sta aprendo la primavera, speriamo in maniera anche di sicurezza per noi, perché come dice anche Susanna Maggioni, quello che vediamo sulle strade, specialmente sulle provinciali, sulle statali, è una cosa incredibile. Ecco, questo limite di velocità, questo non rispetto delle regole anche stradali è una cosa veramente incredibile che fa sempre più male. Allora io ringrazio veramente Susanna Maggioni, ci incontreremo ancora Susanna, purtroppo questa mattina è andata molto bene il collegamento, ma lo rifaremo. Ecco, ringrazio e saluto veramente anche il Sindaco Valerio Favero, il Sindaco di Possagno, per la sensibilità e soprattutto per l'impegno che ci mette per far capire anche di dare una quotidianità alle fragilità, non cosa semplice soprattutto da dire, ma soprattutto da fare, ma un po' alla volta ci arriveremo. Perciò grazie, veramente grazie ai miei ospiti, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto ai frutti di bosco. I frutti di bosco possono essere proposti come dessert sotto forma di macedonie o crostate, oppure possono essere gustati fuori dai pasti aromatizzati con succo di limone e miele. Particolarmente buoni e dissetanti sono poi gli sciroppi o i succhi di frutta. Noi ve li proponiamo elaborati come sugo per risotti. Ingredienti per 4 persone: 350 g di riso, 200 g di frutti di bosco, anche surgelati, un bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere di panna, 40 g di burro, una cipolla, brodo di dado, 2 cucchiai di formaggio parmigiano grattugiato, sale, pepe. Tritate i frutti di bosco e tenetene da parte un cucchiaio.
Fate sciogliere in un tegame il burro e lasciatevi appassire la cipolla tritata finemente. Quando ha preso colore, unite il riso e mescolate per far assorbire il condimento. Spruzzate con il vino bianco e fate evaporare. Aggiungete i frutti di bosco tritati. Bagnate con un mestolo di brodo. Continuate ad aggiungere brodo man mano che viene assorbito. Salate e pepate. A fine cottura aggiungete la panna. Mescolate per amalgamare bene il tutto e passate sul piatto da portata caldo. Guarnite con i frutti di bosco avanzati e servite con il formaggio grattugiato a parte. E buon appetito!